Aspettate. Quindi oggi parliamo di matriarcato, anche se vi devo dire che non è uno dei seminari più gettonati, e questo un po' mi dispiace, perché spesso e volentieri quando si parla di matriarcato, e ora cercheremo di capire cosa si intende con il concetto di matriarcato, le persone e patriarcato soprattutto, le persone pensano sempre che sia un argomento che non riguarda loro, o che sia un argomento che poi non è così impellente nella vita quotidiana, per cui ignorano questi due argomenti. In realtà sono degli argomenti che andrebbero assolutamente presi in considerazione. Il patriarcato, per capire in quale tipo di società noi stiamo vivendo e quindi quali siano le cose che effettivamente non vanno bene. Tutte le volte che noi parliamo degli argomenti ci portiamo attenzione, ci portiamo dentro l'energia, e quindi una volta che noi siamo attenti e in alert in merito ad alcuni argomenti, beh, quegli argomenti possono essere affrontati in maniera diversa. Io, occupandomi di patriarcato, ho scoperto un sacco di cose vincolanti che sinceramente non conoscevo e nemmeno immaginavo. Parleremo anche del patriarcato bonario e cercheremo di capire che cos'è. Il matriarcato è importante per capire, soprattutto nella nostra isola, per capire cosa sia e se effettivamente in Sardegna esista un matriarcato, visto o sia esistito un matriarcato, visto che in tanti, quando appena ci conoscono, dicono vabbè, ma voi in Sardegna avete il matriarcato, questo mitico matriarcato che non si capisce bene cosa sia. Tendenzialmente le persone che fanno un'affermazione del genere sono dell'opinione che le donne in Sardegna comandino, e non c'è niente di più distante dalla realtà. Ma fra un attimo affrontiamo tutti gli argomenti e voi mi direte se siete d'accordo con me. Allora, gli ingredienti di questa ricetta serale sono questi. Questi saranno tutti gli argomenti che tratteremo. Abbiamo a disposizione 2 ore, potrebbe essere poco di meno o poco di più, ora vedremo un pochettino quanto mi dilungo, e partiremo dalla definizione di matriarcato. È importante definire il matriarcato, che cos'è e come funziona, per un motivo semplice, perché se io parlo di matriarcato, ma se non ci comprendiamo sul significato di questo termine, stiamo intendendo cose completamente diverse e potremmo magari alla fine dei conti non essere in accordo. Vedremo alcune studiose, antropologhe e studiose ricercatrici che si occupano di matriarcato. Cercheremo di capire il paradigma delle società egualitarie. Vi sto già dicendo che non lo chiamerò più matriarcato perché non è un termine che a me piace tantissimo. Che cos'è il paradigma? Qual è l'esempio che queste società ci possono dare? Perché noi oggi siamo qui per parlare di società egualitarie che funzionavano veramente bene e che funzionano veramente bene e che dovremmo riportarci a casa. Scopriremo un caso studio, potrei dire così, anche se in antropologia tendenzialmente questo termine non si utilizza, quindi andremo in Indonesia e vedremo che in Indonesia ci sono delle situazioni che sono molto simili e affini a quelle sarde. Arriveremo nella società sarda, in Sardegna, nella nostra bellissima Sardegna, e cercheremo di capire se esistono ancora tracce di società egualitarie, adesso cerchiamo di capirci sui termini, e soprattutto in che modo queste società egualitarie influenzano ancora oggi la Sardegna. La risposta è chiaramente sì, esistono delle tracce di società egualitarie e vedremo quanto sono influenti, e quindi una volta che troveremo queste tracce potremmo stringere le nostre conclusioni. Parleremo anche della cassapanca, che è uno strumento che a me sta veramente molto a cuore. La mia testimone di nozze me la regalò a grande sorpresa durante il mio matrimonio. Io ai tempi, per il mio matrimonio, ai tempi non sapevo tutto quello che so oggi. Iniziai a studiare proprio in quel periodo la cassapanca, nel 2011, e compresi che era uno strumento che mi stava veramente affine, e fra un attimo vedrete perché. Voi avete una cassapanca? Susanna non ce l'ha, Fra me lo dirà. No, Non ce l'hai? Non ce l'hai, vi io parlerò. personalmente no. Ok, vi parlerò anche di un artigiano che le fa anche in miniatura e magari potrebbero essere una cosa interessante. Paola, che è mia mamma, Io sì, io ne ho una, ma non è di quelle sarde, una ok, contemporanea, diciamo di Lion, però però io c'è. subisco il fascino della cassapanca. Ce n'era una in casa di mia nonna in Sardegna che non era bella come quella che ho visto io, ma aveva tutti questi disegni
e io ricordo che la guardavo sempre affascinata e ora sono felice che tu Ne parli. ne parlerai. Sì, grazie. Ma figurati Paola, sono felicissima anch'io di parlarne, anche perché è uno strumento di cui si trova veramente poca informazione. Visto che ci siamo, vi dico anche chi mi ha dato alcune informazioni, altre le ho trovate nei libri di antropologia o parlando con le anziane, ma molte delle informazioni più tecniche me le ha date un ragazzo che si chiama Antonello Puddu, è un ragazzo come me, quindi è un adulto ormai, avrà una cinquantina d'anni, io ne ho 43, e si occupa di lavorare il legno, è un maestro del legno, maestrellina, a proposito delle varie professioni di Sardegna, vive in Pirre e fa delle cose strepitose. Se poi volete vi do anche il contatto, anche perché si presta alle creazioni più originali del mondo, cioè io periodicamente l'ho contato e dico Antonello mi serve questo e lui in realtà me la realizza questa robetta. Per cui parleremo di queste robe. Visto che voi mi conoscete già abbondantemente, non mi ripeterò, sono un'antropologa, sono sarda, dico sempre che la Sardegna per me è importante e lo sottolineo 5, 6, 7 volte ed è importante dire che sono sarda perché all'interno dei nostri seminari noi o partiamo dalla Sardegna e arriviamo altrove o partiamo da altrove e torniamo in Sardegna, come a dire che la Sardegna, pur essendo un'isola, non è assolutamente mai stata isolata. Qui vi trovate una brevissima bio della Janas Academy che nasce in periodo di Covid, molti di voi lo sanno benissimo, prendendo spunto da quel mito che era il mito della Jana o Giana Maista, un mito che io amo tantissimo, ossia di una signora piuttosto anzianota, quindi avanti con l'età, una iaia si direbbe in capitanese, una nonna, una donna fata che sapeva tanto e questo suo sapere l'ha messo a disposizione delle sue alunne. In definitiva non mi sento né una nonna né una donna ricca di tutta questa sapienza quale la Giana Maista doveva avere, ma quel poco che so sono sempre stata molto felice di metterla a disposizione, anche perché ve lo ripeto, là dove portiamo la nostra attenzione, in quel punto particolare inizierà a scorrere la nostra energia e cose strepitose potranno succedere. Questi sono due dei 3 miei siti che vi potrebbero interessare visti gli argomenti che stiamo trattando e molte di voi probabilmente già li conoscono, claudiaz.it e Coendi, mentre il sito della Janas Academy lo conoscete perché se vi siete iscritti lo conoscete. Ok, iniziamo con una frase che io ho già utilizzato nei miei post e nelle mie pubblicazioni sia su Facebook sia su Instagram, ma merita di rimanere registrata perché non tutte voi hanno profili social. Questa è una frase, sarà in 2 slide diverse, di Joyce Lussu. Joyce Lussu fu moglie di Emilio Lussu, amò tantissimo la Sardegna, fu una donna autonoma, autoritaria e ricca di identità e questa identità poi divenne ancora più grassottella quando venne in Sardegna, trovò donne, la tipologia di donna sarda, che non è sicuramente una donna che vive il matriarcato, ma è sicuramente una donna emancipata, la donna sarda. Molto più di quanto lo possano essere donne che vivono in altri territori. E poi cercheremo di capire anche questo concetto. E lei ci scrive: è abbastanza raro trovare una donna veramente intera. In generale alle donne hanno sempre tolto qualcosa, sia autonomia, sia autorità o sia identità. Portano i segni di adattamenti forzosi, di rinunzia di una parte di se stessa, di mortificazioni secolari, di profonde mutilazioni, di violenze subite che generano paure, di inganni e di meschinità. In Elisabetta non vi era nulla di tutto questo. Il libro dal quale traggo questa lettura è un bel libro che si intitola La Sibilla Barbaricina, me l'avete già sentito nominare molte volte, quindi non mi dilungo. Joyce Lussu incontra questa famosa Ispiridada, cioè una donna posseduta dagli spiriti in Nuoro, siamo negli anni 40-50 del Novecento, e rimane folgorata da questa donna. Tanto per entrare in tema e dirvi chi era questa donna, vi sintetizzo la situazione in questa maniera. È una donna realmente autoritaria, realmente intera e realmente libera, ma nel momento in cui una donna è di questa pasta in Sardegna, per quanto si dica che esiste il matriarcato, una donna di questo tipo non viene assolutamente elogiata. Lei veniva fortemente criticata dall'intera società e dal prete in primis e del marito che acconsentiva a vivere con una donna di questo tipo. Si diceva chi vi era un mischinetto, che era un mischinetto, a dirvi che questo racconto della società sarda come società matriarcale
fa un po' buchi da tutte le parti. Insomma, le donne che realmente avevano questa grande autorità spaventavano. Ma andiamo avanti e iniziamo a capirci sul concetto di matriarcato, perché è importante, occidenti, perché è veramente importante, scusate, mi stanno scappando le slide, capirci sul termine. Allora, tanto per cominciare, quando si inizia a parlare di matriarcato, sembra che se ne parli da sempre, ma in realtà le cose non stanno assolutamente così. Si inizia a parlare di matriarcato nella seconda metà dell'Ottocento. I due signori antropologi e ricercatori che si occupano di matriarcato veramente originali per i loro tempi sono Bechhofen e Morgan. Prima Morgan e successivamente Bechhofen, e sono due studiosi che tendenzialmente vengono ancora oggi proposti alle persone che come me si laureano in antropologia. 140 anni fa si inizia a parlare di matriarcato, ma in definitiva il modo di parlare di matriarcato era piuttosto obsoleto. Tanto per cominciare, questi due studiosi, che non sono oggetto delle mie critiche perché ovviamente hanno fatto le cose veramente molto interessanti, non diedero, e questo fu un grande errore a livello scientifico e di ricerca, non diedero una definizione di matriarcato. Che cos'è la società matriarcale? Lo si poteva desumere dalle loro parole, ma allora una definizione netta la diedero raramente e non fu mai precisa. Peraltro i loro studi furono sempre veicolati e influenzati dalla loro mentalità, che era una mentalità squisitamente patriarcale, quindi diedero dei valori ad alcuni gesti che alteravano gli stessi gesti. La cosa interessante è che loro comunque hanno raccolto tutto e noi oggi possiamo reinterpretare e riutilizzare quello che loro stessi hanno scritto. Aspettate un secondo che moltissimi sono stati gli antropologi che hanno cercato una società matriarcale alla maniera di Bechhofen, cioè una società nella quale la donna è posta al posto dell'uomo, cioè una società nella quale la donna domina. Ma una società di questo tipo, in realtà, dagli antropologi, dagli archeologi e dagli storici non è stata mai ritrovata. Una donna che ha ad oggi la posizione che oggi nella società patriarcale a un uomo non esiste, e mi viene da dire per fortuna, perché questa prospettiva di potere e di status è una prospettiva squisitamente occidentale e incredibilmente maschile, e lo diciamo senza voler avversare l'altro genere. Vedremo che la collaborazione fra generi è il segreto del successo. Sono invece state ritrovate che cosa? Società nelle quali donne e uomini si relazionano più come compagni, partner che vogliono raggiungere il bene comune che come concorrenti governanti. Quindi società nelle quali la donna e l'uomo vengono considerati alla stessa maniera, collaborano e non si fanno la guerra per raccontare chi ce l'ha più bella, chi ce l'ha più lungo, chi ce l'ha più forte, chi è più figo, eccetera, eccetera. Si vive solo se si collabora. Ecco, questo genere di società sono state ritrovate e di questo genere di società noi dovremmo parlare. Quello che mi preme dirvi è quindi che il matriarcato alla Bechhofen non è mai stato riscontrato, quindi una società, un patriarcato al contrario non è mai esistito e tantomeno è esistito in Sardegna. Quindi quando vi diranno va bene, ma voi donne perché vi lamentate se in Sardegna avete il matriarcato, iniziate ad aprire bene le orecchie e cercare di capire cosa questa persona sta intendendo per matriarcato. Come cercheremo di capire le società matriarcali? Fra un attimo vedremo come chiamarle. Saranno nostre guide due studiose che io stimo moltissimo, la Bendrot e la Sandy. Sono due studiose antropologhe che si occupano dagli anni 70 di studi. La Bendrot ci guiderà nella scoperta degli elementi che caratterizzano le società matriarcali che io chiamerò egualitarie, mentre la Sandy ci aiuterà a fare che cosa? Ci aiuterà a incontrare un caso studio, e fra un attimo vi parlerò di tutto. Questo caso studio è molto interessante perché mette in connessione l'Indonesia con la Sardegna e vedremo che sotto c'è una base culturale che è evidentemente guidata da che cosa? Dall'osservazione della natura.
Ma non vi dico niente in anticipo. Allora, la Bendrot studia un nome impronunciabile, ovviamente, ma io mi sono sforzata sperando di averlo pronunciato nella maniera più corretta. Studia le società matriarcali dagli anni 70, 1970, quando alcune persone parlavano di tutt'altro, lei inizia a incuriosirsi di queste società e cerca di capire se quello che Morgan e De Coffen dicono ci stava, era fattibile, era ripetibile. Ed effettivamente cambia lungamente le teorie. E lei, dopo aver studiato lungamente il matriarcato, ci dice: se proprio vogliamo utilizzare il termine di matriarcato, questo termine va rivalutato e va riscritto. Io lo voglio utilizzare e lo intendo in questa maniera. Lei dice: in una società matriarcale, io la chiamerò così, dice lei, esiste il rispetto, non è il dominio delle madri sugli uomini, non si parla di potere delle donne sugli uomini, ma è un concetto differente, esiste un concetto differente. Qual è questo concetto differente? Secondo lei, anche a livello etimologico, matriarcato significherebbe all'inizio le madri, ma ancora più precisamente al centro le madri. E le sue teorie sono anche particolarmente interessanti e lei ci dice: all'interno del concetto di matriarcato il discorso di prevaricazione di un genere sull'altro non esiste, perché le società matriarcali non hanno necessità di creare sopraffazioni su un genere rispetto che a un altro. Le società matriarcali sono società di equilibrio e sono società nelle quali c'è un pieno rispetto dei generi diversi, anche se questi vengono valutati come tali, quindi diversi. Adesso ci spieghiamo meglio. Lei dice: la forma matriarcale di una società prevede un'economia bilanciata. Dirò tutto pian piano, però iniziate a tenere in considerazione l'economia bilanciata, cioè un'economia che è in equilibrio, una distribuzione dei beni che sia bilanciata, una mutualità economica, cioè se io sono in difficoltà Susanna mi aiuta perché in quel momento non è in difficoltà, se domani Susanna è in difficoltà Francesca l'aiuta e poi un giorno Paola aiuterà Francesca e quant'altro. Questa è la mutualità ed è qualcosa che ancora oggi in Sardegna, ad esempio, esiste, ed è quindi questo è uno dei primi indizi. Sono delle società non gerarchiche ma orizzontali. Cosa significa? La nostra società, anche la nostra famiglia è una famiglia gerarchica o lo è stata famiglia gerarchica. Chi non si ricorda del padre famiglia seduto a capotavola, il capotavola dava un'impressione ovviamente di gerarchia. Tutto questo non succede, ci dice la Bendrot, nelle società matriarcali, perché nonostante molti passaggi avvengano in linea femminile, quando ci troviamo in un contesto politico e le donne e gli uomini votano, il voto della matriarca vale ad esempio quanto il voto di qualsiasi altro individuo presente all'interno di quella grande tribuna. Una cosa importante di queste società è questa forte inclinazione spirituale, ce l'abbiamo incredibilmente in Sardegna, ma soprattutto, e questo è un altro concetto importante, questa forte inclinazione spirituale poggia sul divino, il divino femminile. Dio in queste società è femmina, è donna, è una dea dalle grandi cosce dalle quali tutto viene partorito. Uomini, stelle, pietre e piante, e vento, sale, tutto quello che vi può venire in mente. E quindi sono dei tratti molto interessanti. Ora, come chiameremo queste società noi oggi? Anzi, meglio, come chiamerò queste società io oggi? Siccome il termine matriarcato, a mio parere, è un termine che si è fortemente sporcato, perché tu non sai mai cosa stanno intendendo le persone che ti ascoltano, io parlerò di società egualitarie e adesso vi spiego nel dettaglio cosa sono le società egualitarie. Quando voi parlerete con altre persone che vi racconteranno di matriarcato, è bene chiedere loro cosa intendono per società matriarcali, così vi capite. Uno potrebbe dirvi esistono, non esistono, la Sardegna è matriarcale, ma se non ci intendiamo su cosa sia il matriarcato sarà molto difficile fare una conversazione con cognizione di causa. Mi piace il termine società egualitaria perché si capisce subito
dove stiamo andando a parare. Mi piace ancora di più il termine Gilania, ma è un termine che devo spiegare tutte le volte perché non tutti sanno di cosa stiamo parlando. Ok, stiamo nel meraviglioso mondo di Marija Gimbutas e Marija Gimbutas ci dice che un tempo le società erano gilaniche. G sarebbe donna, an sarebbe andros, quindi uomo, la centrale sarebbe un'unione fra l'una e l'altra, quindi società egualitarie. Alcuni altri utilizzano termini come matrifocale, matrilineare, società matristiche, ma insomma io vi parlerò di società egualitarie con tutti i presupposti che vi ho dato adesso. Fin qui è tutto chiaro, ragazze? Benissimo. Ok, adesso entriamo più nello specifico, cerchiamo di capire a livello generico, tenendo in considerazione che ovviamente le società egualitarie conoscono delle differenze interne, ma a livello generale cosa sono e quali sono i punti che caratterizzano queste società. Qualcuno di voi mi potrebbe chiedere, Cla, ma le società egualitarie esistono ancora? La risposta è sì, assolutamente, ce ne sono tante, anche se il sistema patriarcale, la logica religiosa e la logica di mercato tende a sgretolare queste società perché non si sposano queste società con queste idee di nuovo mercato, di patriarcato e di religione. Le religioni moderne sono tendenzialmente tutte patriarcali. Vi stupirà però sapere che una delle società egualitarie delle quali parleremo è islamica e questa cosa all'inizio mi è sembrata un'incongruenza pazzesca, ma loro sono riusciti a farcela stare dentro, come a dire che una società matrifocale sia cristiana, è una cosa per me un po' assurda. Comunque ci spiegheremo anche questo. Quali sono le caratteristiche di queste società? Uguaglianza tra generi e generazioni, cioè si collabora fra uomini e donne, non esiste che ci siano quei battibecchi che noi nella nostra società tendenzialmente ascoltiamo. Ma una cosa veramente importante è che non è solo la collaborazione fra donne e uomini, ma è la collaborazione ben presente fra diverse generazioni. Cosa voglio intendere? Che se nella nostra società la vecchiaia viene negata, le donne pur di non invecchiare si taglierebbero una mano, non stiamo parlando delle presenti, ma tendenzialmente la vecchiaia non viene vista nella maniera migliore. Ebbene, in questa società, in queste particolari società, la vecchiaia è un valore e i vecchi interagiscono attivamente con i giovani per fare cultura. E già questo mi piace un sacco. Peraltro mi devo fare anche ora la ricrescita, l'altro giorno ho fatto un video, avevo una ricrescita tanto, quindi perdonatemi, ma è sintomo di vecchiaia, quindi per me è una cosa piuttosto interessante. Abbiamo parlato di eguaglianza fra generi, ma l'eguaglianza non significa livellamento delle differenze. Cioè è chiaro che l'uomo e la donna siano diversi. Oggi nella nostra società è anche difficile dirlo perché le persone ti considerano un po'... Cosa sta dicendo? Sta dicendo una follia. La diversità in queste società è un valore, ve la faccio facile. Se fossimo tutte femmine o fossimo tutti maschi, quindi nessuno di noi fosse diverso, non ci potremmo riprodurre. Quindi la diversità è un valore e mi piace moltissimo pensare questo concetto anche per la Sardegna, perché nella Sardegna antica, quella che ha creato la cultura che io vi racconto dentro i nostri seminari, la diversità era un valore. Non so se vi ricordate il seminario che abbiamo fatto sugli amuleti e si parlava del fatto che tutto quello che è diverso diventa amuleto, quindi tutto quello che è diverso non viene allontanato, viene apprezzato e viene trasformato in qualcosa che protegge. Quindi è un concetto per me molto interessante che ritroviamo anche nella nostra isola. Non sono un rovesciamento del patriarcato, ma sono basate su valori materni. Ecco, questo concetto è importante. Quali sono i valori materni? Equità va meglio, mi scrive AgroChic. Sì, mi scrive Francesca, non so più in merito a che cosa, aspettate che mi metto la chat qui così vi vedo immediatamente, ma raccontami Fra, che adesso non mi ricordo più cosa ho detto nel mio conversare frenetico. Quindi sono società che sono basate rispetto all'eguaglianza, assolutamente sì, equità è perfetto come termine. Sono società che sono basate su valori materni. Ora, anche questa cosa del valore materno, teniamo in considerazione che
va presa un po' con le pinze, però in generale loro dicono: per noi i valori materni sono questi: prendersi cura, garantire il nutrimento a tutti indistintamente, la centralità della maternità e quindi della nascita e la pace. Si dà per scontato che questi siano valori femminili, valori di donna. Questo non è assolutamente vero, però in queste società questi sono i valori che esistono e sono valori rilevanti. Prendersi cura, nutrire, la centralità delle nascite, della fertilità e della maternità, ma soprattutto la pace e la non violenza. Su questo concetto ci arriveremo, perché è un concetto veramente interessante e carino da sviscerare per portarcelo a casa sostanzialmente. E una cosa molto bella è questa: non tutte sono madri all'interno delle società egualitarie, cioè non tutte scelgono di partorire, ma tutte diventano madri, nel senso che tutte crescono i figli di tutti. Invece nella nostra società, quando decidi di non fare figli perché non puoi, perché non vuoi, per tanti motivi, c'è sempre un po' quello sguardo di: ma come mai quando fai i bambini, cosa ti manca per fare i bambini, cosa hai che non va e perché non fai i bambini? Ebbene, qui qualcuno decide di non partorire letteralmente, ma comunque si diventa madri, e questa cosa la approfondiremo. A me piace un sacco. I valori materni sono spesso e volentieri stati raccontati dalle società patriarcali come questioni sentimentali, cioè tanto carine, molto emotive, molto simpatiche, un po' isteriche le donne che conducono questi valori, ma qui ci troviamo in un altro mondo. Il patriarcato non riesce a sminuire queste società, perché con il valore del prendersi cura, del nutrimento e la centralità del materno ci sono società che hanno creato economia, società, cultura e politica, quindi sono delle cose che funzionano e vanno ben oltre l'emotività, e quindi non lasciatevi ingannare anche in questo senso. Poi che cos'altro fanno? Questo è interessante, sono delle società orientate verso il bisogno piuttosto che non il potere. Quando io faccio qualcosa è perché ho bisogno di quel qualcosa. Io coltivo la terra perché ho bisogno di mangiare, non coltivo la terra perché ho bisogno di accumulare per avere potere. È il bisogno al nutrimento e alla crescita che mi spinge. E questo è un concetto che a noi come occidentali non ci appartiene più. Quindi dobbiamo un po' lavorare per tornare indietro. Poi se a voi vi appartiene è bellissimo, però a me come occidentale, Claudia, ho dovuto un po' lavorare per capirlo questo concetto, che si poteva coltivare la terra solo se avevi bisogno e non necessariamente per mettere da parte tanto grano per chissà quando sarebbe stato. Se guardate la mia dispensa, infatti capirete che è un problema da questo punto di vista, dal punto di vista dell'accumulo. Ma soprattutto sono società di equilibrio, e anche in questo sono molto similari alla società di ieri sarda. L'equilibrio è tra i generi, l'abbiamo detto, le generazioni, l'abbiamo detto, fra umani e natura, e questo è un concetto importante che fra un attimo affrontiamo meglio. Tutto questo significa mantenimento della pace. Le società che sono in disequilibrio, le società dell'accumulo, dove viene accumulato denaro, riserve e potere, sono quelle società che tendenzialmente conoscono il conflitto. Se voi pensate anche agli ultimi conflitti mondiali che sono avvenuti, avvengono non per bisogno, ma per accumulo di terre, di potere, di risorse primarie e di qualsiasi altra cosa. Ecco, le società che l'accumulo non lo conoscono tendenzialmente sono società che vivono in pace o che fanno di tutto per vivere in pace. Ci arriveremo e lo spiegheremo bene quando parleremo della Sardegna. E quindi perché voi siete qui? Perché ho sperato che ci fossero molte persone presenti a questo incontro, ma in realtà ancora evidentemente non si crede che ci sia bisogno di parlarne. Perché? Perché si è raccontato che le donne non abbiano mai
creato cultura, ma in realtà c'è stato un tempo nel quale le donne, fra un attimo vedremo perché principalmente le donne, hanno creato società e cultura. Una società e cultura che sono state negate con l'arrivo delle religioni monoteiste, ma che in definitiva hanno influenzato qualsiasi cultura oggi presente. Cioè, se noi andiamo ad analizzare qualsiasi cultura presente, all'interno di tutte quelle culture è presente lo zampino delle società egualitarie. E quindi noi questo zampino dobbiamo vederlo, dobbiamo metterlo in chiaro, cercare di capire se effettivamente erano così positive e quindi riportarcele a casa. La cultura patriarcale ha portato moltissimi cambiamenti in merito alla concezione e alla vita della donna. Qui vi ho parlato vi ho scritto cultura del dolore perché non me lo volevo assolutamente dimenticare. Se la cultura e le società egualitarie sono società che si basano sulla natura, quindi sul bello, sul piacere, sul benessere, e le donne erano creature di benessere, di piacere e di bellezza, la società patriarcale porta immediatamente la donna dentro una cultura del dolore. Se voi ci pensate, pensate alle vostre nonne, alle vostre bisnonne, se avete avuto la fortuna di conoscerle, tutto quello che le donne fanno deve essere faticoso, sacrificante e doloroso, a partire dal parto. Ci sono alcune culture egualitarie nelle quali si racconta che il parto non debba essere necessariamente così doloroso. Poi magari un giorno approfondiremo anche questo discorso, anche se ne abbiamo già parlato nel triangolo sacro e vi ho già dato un bel manualetto da leggere, che spero voi abbiate letto. C'è tutto un bel discorso in merito al funzionamento dell'utero. La società patriarcale, la prima cosa che dice la donna è questa: siccome mi hai mangiato la mela, tu, brutta S. A, partorirai con estremo dolore. Tutto quello che farai sarà sacrificio. All'interno di questa società si crea il concetto di mamma e di madre, che è creatura completamente sacrificata per il benessere dei propri bambini, quindi e dei propri figli. Quindi le società egualitarie hanno fatto un sacco di cose interessanti per le donne, sono state fatte dalle donne, poi ci hanno messo dentro questa gabbia. Se noi iniziamo a parlare di questi concetti, forse riusciamo a vedere i confini della gabbia e forse riusciamo anche a uscirne fuori. Perché dobbiamo parlare di società egualitarie? Perché, ahimè, funzionano meglio di quelle create dagli uomini, cioè dalle società patriarcali. Piccola postilla: le società egualitarie sono state create dalle donne in collaborazione con gli uomini, le società patriarcali dagli uomini e funzionano meglio. In che senso funzionano meglio? Funzionano meglio nel senso che all'interno delle società egualitarie c'è rispetto per la natura e c'è rispetto per le donne e c'è rispetto per tutti. Tutti vengono nutriti, tutti vengono accresciuti. Non esiste la regola della giungla e del più forte. Non interessa a queste società quel tipo di pensiero. Tutti vengono cresciuti, esattamente come tutti vengono cresciuti in natura, a patto che ovviamente abbiano i requisiti per farlo. E quindi funzionano decisamente meglio e devono essere riportati a casa. Per quale motivo? Perché noi stiamo devastando le donne, stiamo in alcuni casi devastando i nostri piccoli bambini, ma soprattutto stiamo devastando la natura all'interno della quale viviamo, e le società egualitarie una cosa del genere non l'avrebbero mai fatta. Andiamo un po' avanti rispetto alle slide e vi dico perché non l'avrebbero mai fatta. Vi ho già detto che dentro le società egualitarie la divinità è femminile, c'è una grande donna popputa con un bel ventre che ha belle coscettone, che apre, e quando le apre partorisce ogni cosa, partorisce gli esseri umani, gli alberi, le piante, il mare, il cielo, il vento, qualsiasi cosa. Cosa significa questo? Che siamo tutti fratelli, siamo tutti uguali, veniamo tutti da uno stesso utero. E cosa significa questo? Che io non sono diverso rispetto alla natura, io sono un simile, un pari, un figlio della stessa madre, e quindi c'è un rapporto diverso con la natura. Io la natura la osservo perché mi è esempio, e da questa natura traggo delle guide
per vivere meglio. In questo senso, indiscutibilmente sono società migliori e oggi cerchiamo di capire in che modo la società sarda ha conservato tracce di società egualitarie. Fin qui è tutto chiaro? Avete qualche cosa da scrivermi? No, vado. Procedo. Ovviamente se qualcosa non è chiaro ho la chat quasi sempre sott'occhio. Allora, si racconta che siano società agricole le società egualitarie, anche se non è necessario che lo siano, nel senso possono essere anche pastorali a patto che, e la società sarda è stata l'una e l'altra cosa, a patto che non ci sia accumulazione di beni. E questa è una cosa sicuramente molto importante. Nelle società egualitarie non si accumulano beni, ma soprattutto quando le persone sono in difficoltà, le persone si aiutano. Ve la ricordate quella bellissima pratica sarda di restituire bestiame al pastore che tendenzialmente lo ha perso per X motivi? Ecco, questo è un esempio di perfetta mutualità. Io ti offro qualcosa di mio, io mi quoto per aiutarti a ripartire e a riprendere. È un tratto che esisteva in tantissime società, non solo quella sarda, e questo genere di tratto fa sicuramente capo alle società egualitarie. Quindi sono società che basano la propria economia sull'equilibrio. Ve l'ho già spiegato questo concetto. Se noi siamo in equilibrio, tendenzialmente non accumuliamo né beni né potere. Le guerre scaturiscono quando c'è un accumulo di beni o di potere che io voglio sottrarre. Fate l'esempio dell'Ucraina e della Russia adesso. La guerra è scoppiata non perché ne avevano bisogno, ma perché c'era necessità di accumulare potere, ricchezze e status sostanzialmente. Come si mantiene l'equilibrio? Perché è naturale che a un certo punto qualcuno accumuli più di altri. Si rispetta questo equilibrio attraverso l'economia del dono e io sono sicura che nessuna di voi abbia dubbi in merito alla presenza della cultura del dono in Sardegna. È qualcosa di importante. Attraverso il dono ognuno viene nutrito e ognuno viene fatto crescere e questo è un elemento fondamentale per le società egualitarie. Quando c'è stato l'incendio del Montiferru, i pastori sardi hanno dimostrato questo valore di donare a chi aveva subito una perdita e lo abbiamo dimostrato anche noi che non siamo pastori perché c'è stata una quantità di persone che hanno donato denaro, beni alimentari, abbigliamento e quant'altro a chi non aveva niente. È qualcosa che esiste e per fortuna esiste non solo in Sardegna ma anche altrove chiaramente, però noi questa cosa la sentiamo ancora abbastanza forte ed è propria di tutte le società pastorali. Comunque perché succede per esempio anche nel Lazio o in tantissimi altri territori. Un elemento importante è la maternità come centro. I valori materni del nutrimento e della crescita e del sostegno li abbiamo visti. Fra un attimo scopriamo perché si legano alla donna e non solo per biologia da tantissimo tempo. Perché è così importante la maternità? Perché senza la maternità non c'è futuro. La maternità fa il paio con il futuro. Se non ci sono donne, non ci sono bambini, se non ci sono bambini non c'è la seconda generazione e ciao, ne ci vediamo dopo domani. La cosa importante è che non tutte le donne, l'abbiamo già detto, devono partorire, non tutte devono diventare madri biologiche per essere dette madri e questo è un tratto incredibilmente moderno. La cosa che veramente mi piace ricordarvi è che poi a un certo punto in queste società tutte le donne acquisiscono lo status di mamme, vengono chiamate madri, tutte le donne, perché sono donne di esperienza, quindi si lega il concetto di maternità al concetto di saggezza, a prescindere dal fatto che io abbia partorito o meno. E una cosa molto simile succede anche in Sardegna. Iniziate a pensare come chiamavate le vostre nonne o come sapete che si chiamavano le nonne in Sardegna. Un altro elemento che caratterizza le società egualitarie è la vita in comunità. Esistevano dei clan all'interno dei quali si viveva e questi clan erano abitati soprattutto da donne, ma non solamente da donne. Tendenzialmente le donne rimanevano nel clan e gli uomini uscivano. Tutto questo succedeva anche nelle società di ieri, fino agli anni 50 e fino agli anni 40 del secolo scorso. Le case erano molto più grandi e si viveva insieme ai genitori d'origine, spesso e volentieri le madri si andava nelle madri nella famiglia del marito, insomma questo adesso non lo discutiamo.
Quando cambia questo concetto? Quando si sviluppa il boom economico, quindi l'industrializzazione ci porta tutti quanti a vivere nelle grandi città, le case diventano più piccole, non ci stiamo più tutti quanti in una stessa casa e ci separiamo e ci allontaniamo. Ma è una cosa che la donna ha sofferto notevolmente. Pensate al momento della gravidanza o del parto. Cosa succede a una donna oggi che è sola in una casa? Susanna magari ce ne potrebbe raccontare un sacco di cose. Un tempo questo non succedeva, perché se non vivevi con tua suocera o con tua madre, qualcuno prendeva bagaglio e si trasferiva a casa tua, perché non è tanto importante e fondamentale il periodo della gestazione, ma è il periodo successivo, quello nel quale la società oggi ti molla completamente, non gliene frega più niente a nessuno e poi diventiamo tutti un po' franzoni. Povera donna, chissà cosa le è successo. Ecco, questo non succedeva nelle società egualitarie. Per riconnetterci col seminario della volta precedente vi dico che il concetto di clan è legato fortemente al concetto di utero e al concetto di ventre, ed ecco che in buonissime porzioni di Mediterraneo, ma non solo, si diceva per esempio sono di un solo ventre, cioè apparteniamo a uno stesso clan, per dirvi che la madre è al centro, provengo dalla stessa mammella, cioè mi ha nutrito lo stesso seno che ha nutrito te, il mio utero ha 5 case, il mio clan ha 5 case e quindi la mia famiglia è distribuita in 5 case che sono sicuramente vicine. Questa è un'altra cosa importante che avviene nelle società egualitarie. Il nome del clan passa di femmina in femmina, tutti i titoli politici passano di femmina in femmina, le posizioni sociali passano di donna in donna, anche se in alcuni casi le possono acquisire anche gli uomini. Abbiamo parlato di titoli e di potere e di posizione, non di potere, anche questa è una cosa importante. E questa è rilevantissima. Le donne hanno che cosa? Possono disporre pienamente delle fonti di nutrimento. E se tornate indietro con la mente, probabilmente vi ricordate di vostra mamma o di vostra nonna che disponeva completamente delle fonti di nutrimento. Erano quelle, ad esempio, che avevano le chiavette costantemente appresso per aprire le credenze dove c'era tutto il cibo e non solo. Bellissimo questo concetto del matrimonio fra clan. Non solo le donne e gli uomini possono contrarre rapporti che, badate bene, non somigliano spesso e volentieri manco da lontano ai nostri, possono comunque creare delle relazioni sessuali volte alla riproduzione ma anche affettive, ma spesso e volentieri ci sono dei legami anche fra clan e vedremo che anche in Sardegna ci sono tracce di questi legami. E adesso parliamo dell'elemento che a me piace molto di più in assoluto, quello relativo alla spiritualità, alla cultura e alla natura all'interno delle società egualitarie. Ecco, all'interno delle società patriarcali il Dio è invisibile, intoccabile e tendenzialmente incomprensibile, ma soprattutto non vive nella terra che noi conosciamo. Il nostro Dio, anzi meglio, il Dio dei cristiani vive dove? Vive in cielo, quindi vive da un'altra parte. Il passaggio dal culto materno al culto paterno, quindi Dea Madre, Dio Padre, ha cambiato un sacco di cose e le cose che ha cambiato sono tante, ma di queste vi parlo. Ve l'ho già raccontato, quando io credo di essere nata da una Dea Madre che mi ha partorito, io per biologia e per genetica, ciao Martina, benvenuta, io per biologia e per genetica ho dentro di me il divino che è di mia madre. Quindi mia madre mi ha partorito e io sono come lei, quindi sono divina, ho dei tratti divini. E questo non è cosettina da poco. Se contiamo che il Dio Padre i suoi figli li crea maneggiando fango, acqua e saliva, quindi è tutto un altro paio di maniche. Se noi, secondo il cristianesimo, abbiamo un briciolo di divinità che ci è stato imposto attraverso il soffio divino di Dio, con la Dea è tutta un'altra cosa, e di questo concetto comunque approfondiremo e ne parleremo meglio nei nostri seminari lunari. Ma comunque è un tratto che dovete tenere in considerazione, è veramente rilevante. Cosa crea
Differenza su tutto, tutto quello che io vedo è sacro, è santo, è divino e quindi va protetto. Le donne, gli uomini, le piante, gli animali, i ciottoli, le stelle sono tutti spirituali e all'interno delle feste che dentro l'anno sono presenti io celebro ogni cosa, perché ogni cosa è dea, ogni cosa è Dio e ogni cosa è sacra e quindi la devo celebrare. Non esiste in queste società una separazione fra sacro e profano e quindi questo cosa significa? Significa che quando io sto seminando e sto compiendo un gesto sacro. Quando io sto tessendo, sto compiendo un gesto sacro. Quando io sto facendo l'amore col mio compagno, sto compiendo un gesto sacro. Quando io sto cucinando del cibo, sto compiendo un gesto sacro. E questo è un concetto che cambia un sacco di cose. Oggi noi come occidentali stiamo cercando di ritornarci, stiamo cercando di riportare i riti sacri nella nostra casa, ma per un sacco di tempo ci è stato detto che il sacro si vede solo ed esclusivamente dentro le chiese o in fase di preghiera e non certo facendo sesso. Quindi le cose vanno un po' riprese. Il benessere intellettuale, emotivo e spirituale della persona ovviamente si innalza a picco quando si considera divino e pensa che tutte le cose che fa sono divine. Un altro tratto interessante è che non esiste differenza fra vivi e morti in queste società. In che senso? C'è una costante rinascita, quindi oggi sono viva, domani, speriamo il più tardi possibile, sono morta, ma poi rinascerò e ritornerò viva, quindi oggi sono antenata e domani sono vivente e questo è un tratto importante, non si è mai soli, gli antenati in queste società non abbandonano mai le persone viventi, sono sempre presenti. In questo senso queste società sono definibili sacre. Ora ho descritto le società egualitarie, ma in fondo chi ha già seguito i miei seminari ha capito perfettamente che sto descrivendo ampiamente le società sarde. Come cambiano le cose? Tanto e molto in fretta. La colonizzazione da parte degli imperi patriarcali, l'evangelizzazione cristiana, islamica e buddista, quindi le religioni monoteiste, l'economia di mercato hanno sgretolato e stanno sgretolando questo tipo di società e quindi dobbiamo tenere in considerazione che se queste società ci piacciono, nonostante siamo islamici, buddisti o cristiani, dobbiamo cercare di sposare la nostra religione con questo tipo di società e nonostante si viva in un'economia di mercato, il bisogno ci deve spingere e non l'accumulo. Non so se abbiate seguito i miei interventi in merito all'abbondanza, ma abbiamo già parlato del concetto di abbondanza. L'Occidente pensa che l'abbondanza sia avere un sacco di cose in casa e un sacco di soldi nel conto corrente bancario. Le società altre verso le quali tendiamo pensano che l'abbondanza sia magari non avere proprio un tubo in casa, ma sapere che nel momento in cui avrò bisogno di qualsiasi cosa, quel qualsiasi cosa arriverà. Lo notate come sono modi di vedere la vita completamente differenti e quindi teniamone conto, ragazze. E in questo senso, in questa slide vi dico che sono società esemplari che ci possono aiutare a riportarci a casa cose importanti per la nostra sopravvivenza. Ora, a me venne un dubbio, quando studiai questi concetti e quando iniziai a comprendere questi concetti, mi venne un dubbio. Sì, ma perché all'inizio le donne erano così centrali? Solo per il motivo che partoriscono, che poi non è una cosa da poco, ma solo per quello? No, assolutamente no. L'archeologia di ieri ci diceva cose un po' sciocchine, delle stronzate pazzesche, mi verrebbe da dire, ma non lo dirò, ma noi oggi possiamo criticare queste posizioni perché sia l'archeologia, sia la storia, sia l'antropologia sta rivalutando abbondantemente il ruolo della donna nella società.
Tenete in considerazione che alcune informazioni sono sensibili, quindi non usatele contro i vostri compagni in tribunale, mi raccomando. Vi racconto queste cose ma in confidenza. Le confidenze che vi faccio le ho tratte da questo libro che è una figata pazzesca e vi invito, se volete, a leggerlo. Il libro è Chi ha cucinato l'ultima cena, ovviamente sono tutte informazioni che voi trovate ovunque, sono ricerche scientifiche. Lei è Rosalind Miles e ve la cito anche in bibliografia. Comunque, leggendo questo libro si scoprono un sacco di cose veramente molto interessanti. Ad esempio, il fatto che l'uomo di Neanderthal sia diventato sapiens attraverso l'arte della caccia è una sciocchezza pazzesca. Le donne cosa facevano ieri? Le donne facevano tutte queste robe che poi praticamente la vita nostra, anche odierna. Raccolta del cibo, quindi non caccia, ma raccolta del cibo. Si occupavano anche di raccogliere proteine, perché per esempio trovavano piccoli animali lenti, feriti, morti, larve, quant'altro, uova, insomma, raccoglievano il cibo. La raccolta del cibo aiutava l'alimentazione quotidiana per il 90%, la caccia per un 10%. La caccia è un evento all'interno del mese o dell'anno. La raccolta di cibo quotidiana in realtà è appunto routine e quotidianità. Le donne raccolgono il cibo, curano i bambini, lavorano le pelli, fabbricano indumenti e recipienti, le donne cucinavano, che poi in realtà lo fanno ancora oggi, fabbricavano oggetti di ceramica. Ve l'ho detto proprio nel seminario precedente, la ceramica, per quanto sia oggi arte squisitamente maschile, è stata ad origine arte femminile. Intrecciavano le erbe, lo fanno ancora oggi, lavoravano gli ornamenti, quindi le collanine, tutto quello che è sacro, pare che l'archeologia ci dice fossero attività femminili. Ancora costruivano dei ripari che potevano essere temporanei o permanenti, con o senza l'aiuto degli uomini, fabbricavano utensili, utilizzavano le erbe per cibarsi o in qualità di medicinali e poi hanno fatto altre cose molto interessanti che sto pian piano vi racconto. Perché vi ho detto tutto questo? Perché tutte le attività femminili, gli uomini facevano altre cose, non è che rimanevano a spulciarsi, questo è chiaro, però tutte queste attività hanno fatto sì che la donna sviluppasse un intelletto veramente fine e notevole. Ad esempio, raccogliendo semi, la donna sviluppa, ci dicono gli antropologi medici, la capacità di discernimento, di valutazione e di memoria. Cioè non potevamo essere delle galline se di anno in anno dovevamo ricordarci quali erano i semi buoni, quali semi dovevo raccogliere, come li dovevo piantare, come li dovevo associare. Lo fai oggi, lo fai domani, lo fai per 2, 3, 4 millenni, alla fine la capacità di discernimento, di valutazione e di memoria si affina. Sono particolarmente ingegnose perché hanno un sacco di cose da fare e tutti quegli strumenti che un tempo venivano raccontati come strumenti di caccia e di guerra si scopre adesso che erano strumenti per la raccolta di cibo. Ad esempio si sono ritrovati un sacco di legnetti bruciati nella punta. Un tempo ci dicevano sono delle armi preistoriche, in realtà pare che fossero dei bastoncini che le donne, che erano raccoglitrici, utilizzavano per muovere il terreno. Perché la parte finale è bruciata? Semplice, semplicissimo, perché il bastone bruciato è un bastone più resistente, quindi io ogni 2 giorni non me lo devo ritrovare. Tutto questo denota ingegno, quello che poi i greci racconteranno come intelligenza furbesca da parte delle donne. Probabilmente, questo in realtà non è accertato, furono le creatrici dei primi cesti e delle prime sacche raccolta. Perché? Probabilmente perché la donna che non poteva smollare i bambini alle donne, tenete in considerazione che probabilmente la menopausa non esisteva ai tempi, si viveva per 20, 30 anni, 40 anni eri già una Highlander, quindi le nonne non esistevano. Chi si faceva figlie, se le facevano tutte, se li dovevano portare in giro e quindi portarseli in giro significava avere dei cestini e delle fasce dove metterli. Sicuramente si sono inventati qualcosa. L'antropologia ci dice che le donne offrivano ai bambini rifugio, conforto, divertimento e li aiutavano nella socializzazione. Tutto quello che oggi ci dicono essere importanti per innalzare il quoziente intellettivo dei nostri bambini. Un tempo tutto questo probabilmente era svolto dalle donne. Ve lo ripeto,
Le donne vivevano in clan, gli uomini non sempre erano presenti. E perché si viveva in clan femminili? Perché una donna non poteva fare tutto da sola e dunque io partorivo il mio bambino e tutte quante lo crescevamo insieme, e io crescevo il mio bambino e crescevo anche i bambini degli altri. Durante tutto questo bel periodo di passaggio tra la specie, la razza, il tipo, adesso non so come sia corretto dire, Neanderthal al Sapiens, la donna sviluppa la lateralità manuale. Chi ha tenuto in braccio un bambino per una giornata sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Io tengo il bambino in braccio con la parte sinistra, o meglio, così facevano loro, perché il cuore batteva e il bambino era più tranquillo, e quindi tendevano a tenere libera la parte destra. E quindi ancora oggi le donne sono delle supersoniche eroine nel fare le cose con una sola mano, ma soprattutto ancora oggi tutti noi siamo, quasi tutti, destri mano. Perché? Perché le donne in quel periodo molto lontano tenevano i bambini in braccio con la parte sinistra per tenerli tranquilli. Qui c'è il loro cuoricino e c'è ancora oggi il cuoricino. La scienza ci dice che probabilmente le bambine oggi sviluppano questa attività, la lateralità manuale e la parola prima, perché le loro antenate, le nostre antenate, parlavano per far socializzare i bambini, e quindi dovevano farlo molto in fretta e molto bene, ma soprattutto avevano sempre un braccio impegnato, e quindi dovevamo imparare a fare le cose anche solo con un braccio. E quindi queste sono tutte cose rilevanti. Una creatura con tutte queste competenze, beh, viene notata, è una creatura di rilievo, soprattutto perché porta un sacco di cibo, ma le donne biologicamente fanno un'altra cosa che le rende realmente delle superstar. Se noi prima, essendo scimmie, conoscevamo l'estro, cioè si entrava in calore in periodi molto più rarefatti e quindi la riproduzione era sicuramente molto più lenta e improbabile, a un certo punto la biologia femminile si sviluppa in questo senso. Noi elaboriamo il ciclo mestruale. E cosa significa? Che ogni 12 mesi io potenzialmente posso rimanere gravida, e quindi la specie umana schizza in avanti. Noi abbiamo tantissime possibilità di sopravvivenza perché non ci riproduciamo come conigli, ma quasi, si sarebbe potuto dire. Quindi fra i mammiferi noi siamo diventati veramente supersonici. E grazie a che cosa? Grazie al ciclo mestruale delle donne. Quindi quando vi diranno che noi siamo diventati sapiens grazie alla caccia dei maschi, beh, raccontati un'altra storia. Tutto questo ve l'ho raccontato per diversi motivi, non per parlarne a cena con vostro marito. Mio marito peraltro si è anche offeso quando gli ho raccontato queste cose, ma per esserne consapevoli, ma soprattutto per capire perché la donna ha creato cultura, la donna ha creato società e la donna ha creato religione. Una cosa che non vi ho detto è questa. Per quanto si sia raccontato che la donna non sia assolutamente portata per la matematica, io penso che voi questa cosa l'abbiate almeno una volta sentita nella vostra vita, parrebbe che la donna sia stata la prima a fare di conto e a tenere i calcoli del tempo, perché noi abbiamo un ciclo mestruale. Il ciclo mestruale è simile all'lunazione, e per capire un pochettino come le cose vanno avanti dovevamo ad un certo punto iniziare a fare di conto. Ci sono dei calendari lunari incisi nell'osso vecchi 27.000 anni fa, quindi creati nel 25.000 avanti Cristo, probabilmente creati dalle donne. Quindi a un certo punto, da donne che facevano di calcolo probabilmente costantemente, siamo passate alla specie di creature che non sono portate assolutamente per la matematica. Un'altra arte che probabilmente è stata femminile e poi è stata spiegata agli uomini è l'arte dell'astrazione. Noi l'abbiamo già detto e lo ripeteremo nei nostri seminari lunari, andiamo in simbiosi con la luna, la donna osserva la luna per capire forse il proprio ciclo mestruale e attraverso l'osservazione della luna elabora quello che è il concetto dell'astrazione, che voi direte, vabbè, abbiamo scoperto l'acqua calda. Eh sì, perché un tempo era difficile. Cosa significa astrarre le cose? Significa che quando le cose non ci sono, io me le immagino. E questo è qualcosa di incredibile, perché stiamo nel grandissimo mondo della visualizzazione, visualizzare qualcosa che non esiste.
E la luna sapevano che non c'era ma che sarebbe tornata perché loro la osservavano. Quindi avete capito quanto la donna avesse rilievo e competenza, erano tutti i talenti che lei possedeva e quindi probabilmente per questo nascono le società egualitarie, cioè la donna ha un rilievo, un notevole rilievo. La Miles ci dice questo, è un po' femminista, spintamente femminista, però sentiamo questa. La donna degli albori con sua madre, sua nonna, le sue sorelle, le sue zie, persino con un po' di aiuto da parte del suo uomo cacciatore, riuscì a realizzare quasi tutto ciò che in seguito consentì all'uomo di ritenersi sapiens, e tutto fa pensare che l'uomo stesso se ne rendesse conto. Quindi l'uomo si rende conto che la donna ha talenti, ha capacità, alcune cose le vengono affidate perché lei riesce a gestirle. Forse non si poteva dire, questo noi non lo possiamo ammettere, confermare, ma forse non lo si poteva dire per gli uomini, e quindi si creano delle società egualitarie dove lo status si passa di madre in figlia, dove la vecchia è il pilastro della società, dove le donne vivono tutte insieme, dove le donne creano cultura, creano religione e creano società. E i motivi stanno tutti, non in un vago, la donna fa l'uovo e l'uomo la feconda, ma perché la donna aveva un sacco di competenze che andavano oltre la sua biologia. Questo è chiaro, ragazze? Se avete dubbi, mi raccomando, alzate la manina. Questo è il nostro caso studio, una società che esiste per davvero, si trova nella Sumatra occidentale, siamo in Indonesia, se volete potete addirittura organizzare un tour per andare a conoscerli. Li conoscevate? I Minangkabau? Mai sentiti nominare? Sì, no, forse no, ma adesso ve li racconto brevemente perché non vorrei sforare. Ok. I Minangkabau sono una popolazione che ha studiato, mai sentiti, mi dice Francesca, e ne sono contenta perché così ve li racconto io. Benissimo, siamo già in 6, arriverà qualcun altro, penso non erano tutti fuori come pensavo. Le altre amiche che guarderanno la registrazione mi facciano ovviamente sapere. Allora, vi ho già parlato della Reeves Sandy, no? Hanno doppio cognome, forse proprio perché sono amanti delle società egualitarie. Peraltro anche io sono riuscita finalmente a dare il doppio cognome alle mie bambine. Una ce l'ha e il doppio cognome, l'altra lo otterrà a breve, perché quando è nata Rebecca il doppio cognome non si poteva assolutamente mettere, giusto perché non viviamo in una società patriarcale. Comunque, la cosa interessante di questa popolazione è questa, che conosce dei valori matrilineari, ma che ha fede nell'Islam, e quindi già questa sembrerebbe un'incongruenza, ma soprattutto c'è acume negli affari, cioè hanno delle banche ricchissime, hanno una fortissima passione letteraria e sono una società che il mondo occidentale direbbe civile, cioè hanno banche, hanno librerie, hanno istituti di istruzione superiore ed elementare, hanno delle antenne satellitari, hanno semafori e tutto quello che ci definisce, dicono, come civili. Hanno tutte queste cose, ma vivono comunque in una società che è egualitaria. Che cosa sono le società egualitarie? Ritornate indietro con la memoria e ve lo ricorderete. Ne abbiamo parlato un secondo fa. Loro dicono che tutta la loro cultura matrilineare si chiamerà Adat Matriarcat, ma soprattutto ci dicono che questa Adat Matriarcat sono usi, sono costumi e sono rituali che gli uomini e le donne conoscono e che si sono fondati come? Osservando la natura, e per questo mi piacciono un sacco, veramente tanto. Il loro obiettivo è creare relazioni pacifiche e cooperazione. E quando la Sandy gli dice loro, ma sapete cosa si dice in Occidente del matriarcato? Ossia che sia quella società dove le donne comandano, ebbene loro strabuzzano gli occhi e dicono che per loro il matriarcato non ha niente a che vedere con il comando delle donne. La loro società matrilineare, è una società che basa e affonda i propri valori nel senso materno, naturale del termine, e soprattutto nel benessere di tutti. In questa società comandano quando è dovuto l'uomo e quando è dovuto comanda la donna, cioè hanno ambiti di competenza diversi. Vi ricordate che vi ho detto che la differenza di genere è
un valore e va utilizzata nel modo migliore per far sì che le cose evolvano, diciamo così. È una società nella quale non esiste competizione, cioè non esiste la logica della sopravvivenza del migliore, ma esiste la sopravvivenza di tutti. Tutti possiamo crescere, tutti possiamo diventare forti e intelligenti se veniamo nutriti, e se veniamo nutriti di cultura, di cibo, di affetto, di socialità, possiamo diventare delle persone veramente importanti per l'intera società. In tutto questo imitano la natura, loro osservano la natura e vedono che in natura tutto quello che viene nutrito cresce, tutto quello che non viene nutrito muore, e quindi necessariamente da tale constatazione prendono spunto. Come i semi in natura, anche le persone devono essere nutrite con pazienza fino a farle fiorire, di modo che possano crescere in tutta la loro pienezza e in tutta la loro forza. Questa è una cosa che noi possiamo dire della nostra società. Per quel che mi concerne, io vi dico che assolutamente no, perché anche se siamo pieni di parole, belle parole che parlano di cooperazione, in definitiva, quando io mando mia figlia a scuola, si parla di competizione. Già solo mettere i voti a scuola crea un po' di competizione, questo è chiaro, ma anche e soprattutto è proprio la tendenza che si sta sviluppando alla competizione che esiste, e non alla collaborazione, quindi è qualcosa di completamente diverso. Tutte le volte che ci sono bambini che hanno problemi, hanno ritardi o hanno problemi familiari, vengono osteggiati in tutte le maniere perché rallentano la crescita degli altri. Quindi non c'è assolutamente questo genere, perlomeno per la mia esperienza, questo genere di approccio. La natura è la sorgente delle regole e delle credenze, e loro dicono questo: studiamo tutto quello che ci circonda, la vita degli umani, degli animali, delle piante, delle montagne, delle colline e dei fiumi. La natura è intorno a noi in ogni momento della nostra vita. Impariamo dalle cose buone e lasciamo andare ciò che è nocivo. Le regole della DAT sono le regole della natura, ci circondano come la natura, quindi sono natura. La DAT matrilineare è in accordo con la flora e la fauna in natura, dove possiamo vedere che la madre, è la madre che porta la generazione successiva ed è la madre che allatta e alleva la prole. E questa frase è importante per spiegare effettivamente il comportamento e la centralità delle madri all'interno di questa particolare, interessantissima società. Loro dicono: noi osserviamo la natura, vediamo che è la specie femminile a dare la vita, ma soprattutto vediamo che sia nel mondo vegetale sia nel mondo animale il cucciolo o la pianta rimane vicino alla madre, e quindi è la madre che lo cresce, lo nutre e lo fa diventare forte e pronto per la società. Quindi in questo senso noi ci muoviamo, in questo senso il nostro sistema è un sistema matrilineare. Perché la donna è al centro? Perché la donna è l'unica che può effettivamente creare vita e la può crescere, la può educare. Ora, a questo punto qualcuno potrebbe dire: forse in questa società si ignora il ruolo biologico del maschio nel concepimento, e la risposta è assolutamente no. Loro sono consapevolissimi del ruolo del padre nel concepimento, solo che pure vengono spunto dalla società naturale, dalla natura, e quindi i bambini vengono cresciuti dalle madri, non dalla madre, dalle madri. Il ruolo del padre biologico però è rilevante ed importante, questo assolutamente non lo neghiamo. Teniamo in considerazione che questo dettaglio non piaceva nel XIX secolo, e il XIX secolo è stato quel secolo nel quale per l'appunto si sono create una serie di speculazioni, scusatemi, in merito a che cosa? Al matriarcato, quelle di cui vi ho detto principalmente. Le due cose che si raccontavano nel XIX secolo erano sostanzialmente queste: il matriarcato, o quelle che noi oggi stiamo chiamando società egualitarie, sono le società dei primordi, l'evoluzione del matriarcato e il patriarcato.
una scemenza pazzesca. Abbiamo visto che sono due cose completamente diverse. E poi dicevano, è certo che c'era il matriarcato, non si capiva che l'uomo era importante per la fecondazione della donna. Quando si capisce tutto questo, il matriarcato scompare e arriva il patriarcato. Un'altra stupidaggine pazzesca, perché io dubito che gli uomini di qualsiasi epoca fossero ignari della loro partecipazione nel concepimento. E quindi era un'altra tecnica per screditare il matriarcato. Il matriarcato, o meglio la società egualitaria, è esistita per i motivi che vi ho detto prima. Le donne femmine, quelle con le tette e l'utero, sono delle creature che avevano un sacco di competenze e quindi erano in grado di gestire al meglio delle società. Gli uomini riconoscono da quel punto di vista la superiorità femminile e gli affidano la società. Noi uomini facciamo altre cose, rilevanti, fondamentali, ma altre cose. Ad esempio, gli uomini si occupavano della difesa, ad esempio, gli uomini si occupavano della caccia, l'atto fisico, perché nella logistica, per esempio, partecipavano anche i bambini e anche le donne. Insomma, ognuno fa cose diverse, ma le donne riconoscono, sono stati riconosciuti quei particolari talenti. Cosa vi voglio dire qui? Allora, ecco, la donna che è in attesa non deve essere mai lasciata da sola, le donne devono stare con le donne, gli uomini dicono se la stanno cavare da soli, quindi se vogliono possono tranquillamente anche allontanarsi dalla società. E la dea solo sa quanto sia vero per una donna che non deve essere lasciata da sola in un sacco di fasi della sua vita. Io, visto che ne sono appena uscita, vi parlo della maternità, ma sicuramente anche la menopausa è un periodo nel quale la donna non dovrebbe essere lasciata da sola. Perché? Perché a quel punto, l'abbiamo visto nel seminario precedente, si raccontava che il sangue che prima fluiva rimane dentro la donna e quindi in quel momento la donna è saggia e se rimane con altre persone, quella saggezza la può divulgare e le adolescenti non dovrebbero mai rimanere da sole e infatti proprio in adolescenza esistevano una serie di riti di passaggio molto importanti che si sviluppavano fra generazioni diverse. Per cui loro dicono gli uomini queste cose evidentemente le superano, perlomeno questa è la loro posizione, quindi possono stare da soli, le donne in realtà devono stare insieme, perché? Perché proteggono la prole e quindi garantiscono la sopravvivenza. Ora, voi poi mi direte se siete d'accordo o meno, però da alcuni punti di vista sono sicuramente molto interessanti queste società. Il ruolo dei padri si modella in base all'osservazione naturale. Ancora 2 slide mi sembra su questa società, ma sono interessanti perché poi inizieremo a parlare di Sardegna. La Bundu Kundang, chi è? La mia madre è la antenata originale, la regina madre, ma sono anche le nonne, le mitiche nonne che vivono all'interno della famiglia. La Bundo è detta anche farfalla ed è colei la quale detiene le chiavi della cassapanca ed è per questo che mi sono piaciuti un casino, perché anche loro hanno una cassapanca di gestione femminile e all'interno di quella cassapanca, esattamente come succede da noi, vengono custoditi vestiti e gioielli e non siamo nell'effimero mondo dell'estetica. Vedremo che i vestiti sono la tradizione, ma anche la bellezza, l'estetica, la poesia è importante e scopriremo che i gioielli parlano della sagacia e delle capacità economiche delle donne. Quindi vi ricordate quando vi ho detto i valori matrilineari o materni spesso e volentieri vengono un po' stigmatizzati come emotività e sentimentalismo? No, in queste società le donne che ci sanno fare possono accumulare, tenete in considerazione che non si accumula, poi si fanno feste per dare, però i gioielli ci dicono di donne che sanno fare economia, di società che vanno piuttosto bene, molto bene. Cosa vi posso dire poi ancora di queste società? Ecco, all'interno di questa cassapanca fantomatica, fondamentale, importantissima, che passa di madre in figlia, viene custodito il pugnale che la donna donerà all'uomo e vedremo che
Qualcosa di molto simile, ancora una volta, succede anche in Sardegna. Il pugnale non si chiama Chris, ma succede qualcosa di molto simile. Tutto quello che è depositato dentro la cassapanca, che poi è un coltello, dei vestiti, dei gioielli e dei denari, forse, vengono detto in realtà la DAT. Tutta la cultura matrilineare di questa popolazione viene custodita dentro la cassapanca, e la cassapanca è deposito e di gestione delle donne. Sono le donne che possiedono la chiave della cassapanca, e quindi questa è una bellissima società. Vi ripeto, funziona benissimo. Se voi andate online trovate viaggi organizzati per questa località, voi trovate banche, voi trovate giardini, voi trovate biblioteche, trovate scrittori, insomma una società molto simile alla nostra, ma nella quale tutto è a base natura e si cerca di far crescere tutti per tutti, per il bene di tutti ovviamente. Vado avanti, avete qualche domanda? Vi voglio già dire che non vi ho inserito i riferimenti, i crediti, diciamo, delle foto, perché non per tutti li ho trovati, però quando li trovo, entrate nel mio profilo Pinterest e trovate ovviamente tutti i nomi. Se non avete domande, io vado avanti. E adesso parliamo di Sardegna. L'avete sentita almeno una volta nella vostra vita la questione del matriarcato, soprattutto Barbaricino, perché poi il Campidano quasi quasi non è più Sardegna? Sì? No? Ok, in Sardegna abbiamo il matriarcato, viene raccontato, ma come avrete sentito probabilmente nella live di anteprima a questo seminario, io non è che sia proprio pienamente d'accordo con questo concetto, anzi non lo sono praticamente per niente, perché sia che si intenda il concetto di matriarcato come patriarcato al contrario, sia che si intenda il matriarcato come società egualitaria, in Sardegna oggi noi non abbiamo niente di tutto ciò, e parlare di matriarcato per la Sardegna fa male alla Sardegna e fa male alle sarde, e questo lo dicono tutte le donne e gli uomini che lavorano nei centri antiviolenza. Ad esempio questa signora Luisanna Porcu, che vi saluta perché finalmente sono riuscita a conoscerla, è la responsabile del centro antiviolenza di Nuoro, racconta che durante il Covid, quindi nel momento in cui donne e uomini rimangono in Nuoro e tutti i dintorni fortemente a contatto, la violenza sulle donne aumenta incredibilmente, e lei ha dovuto accogliere e ricevere tantissime casistiche. Una cosa del genere potrebbe succedere all'interno di una società matriarcale intesa nell'una e nell'altra maniera? Assolutamente no. E lei dice una cosa che è veramente molto forte, chissà quante antipatie si è portata dietro. Quella Barbaricina è in realtà una società fortemente patriarcale, che ha inventato essa stessa il matriarcato per camuffare il potere che ha sulle proprie donne. E io questa teoria, questa situazione la sposo pienamente, ma la cosa che ci interessa oggi sapere, visto che per me è assodato che un matriarcato al contrario rispetto al patriarcato di Sardegna non ci sia mai stato, la cosa che mi interessa sapere da antropologa e che voglio condividere con voi è questo: in Sardegna le società egualitarie ci sono mai state? Sì, no, forse. Hanno lasciato delle tracce nella nostra società? Sì, no, forse. Ma soprattutto, quando è che le cose sono cambiate? Perché oggi non c'è una società egualitaria in Sardegna, ci stiamo lavorando, ma ce la riprenderemo. Cerchiamo di scoprirlo. E non lo vogliamo scoprire solo per dire sì, in Sardegna c'è una società egualitaria. Lo vogliamo e lo dobbiamo scoprire anche per capire come restituire dignità alle persone, alle situazioni e alla nostra stessa Sardegna, perché l'abbiamo, spero, capito, io perlomeno ne sono convinta, le società egualitarie funzionano molto meglio delle società patriarcali, perché rispettano le donne, rispettano l'infanzia e rispettano la natura. Per cui buttiamoci nel fantomatico mondo sardo, quello che mi piace un casino.
lo sapete, e che ci può insegnare un sacco di cose. Ora, livello economico, la cultura del dono in Sardegna esiste, è come se esiste, è quasi una schiavitù, perché se io ricevo devo restituire, però è importante analizzarla, perché la cultura del dono, ve l'ho già detto, è una cultura che è stata elaborata per far sì che non si creasse accumulo. E questa è una cosa importante per la Sardegna, ci torniamo fra un attimo. Noi il dono in Sardegna lo utilizziamo per parlare con gli esseri umani, tanto per cominciare. Quindi io dono una cosa a una persona e sto raccontando una storia a quella persona. 2 settimane fa ero a Sini, abbiamo parlato del pane saba, che è un dolce rituale, e abbiamo capito e scoperto che regalando un pane saba io sto regalando un sacco di significati alla persona che quel pane saba lo ricerca. Il dono creava comunità senza parlare, senza comunicazione. Oggi abbiamo un sacco di comunicazione, ma non abbiamo più comunità, forse perché stiamo tendendo a dimenticare anche questa meravigliosa arte del dono. Il sardo utilizzava il dono per comunicare con gli dei e con i defunti. Vi ho già parlato molto lungamente del fatto che durante le equestoe, per esempio autunnali, i beni venivano offerti ai bambini o ai più poveri, perché questi sono i rappresentanti in terra dei defunti. Quindi se io dono un bambino, sostanzialmente sto donando un mio defunto, quindi dono con tanta felicità, ma soprattutto sono uno strumento per legare il divino. Se io con il dono obbligo una di voi presenti alla restituzione, lo sapete benissimo come funziona in Sardegna, se tu mi doni una cosa, presto o tardi sarebbe opportuno che la restituzione avvenisse. Questa logica vive anche per i santi. Di tutto questo, Robetta, io ho parlato in questo libro che, se vi fa piacere, leggete. Paola l'ha letto l'altro giorno e mi ha detto che le è piaciuto, per cui grazie tantissime. Il ricettario delle Gianas, si parla proprio a livello antropologico della cucina sarda e di questo legame fra fra dono e santi si parla abbondantemente. Scoprirete che ci sono dei dolci che venivano preparati proprio per essere donati ai santi. I santi ottenevano, ricevevano l'intento, poi gli esseri umani si mangiavano il dolcetto. Si crea proprio un vero e proprio dono. Questa cultura del dono in Sardegna è ancora oggi altamente presente. Ed è altamente presente anche la cultura del dono negato, perché se oggi io vi dico, se ti invito a cena oggi, domani e dopodomani, e tu non mi inviti mai, io poi alla fine non ti elargisco più i miei inviti, un tempo il dono negato era qualcosa di sicuramente molto, molto più grave. Non solo rompeva dei rapporti, ma conduceva alla scomparsa di città o addirittura di persone. In Sardegna si racconta che le donne che non donavano venivano pietrificate. C'è per esempio l'esempio di, scusate la ripetizione, di Lucia Rabbiosa. Chi ha seguito il seminario sulle madri se la ricorda sicuramente, è la madre pietrificata. Nelle versioni più recenti del mito si dice che lei viene pietrificata da Dio perché non ha donato ai poveri, quindi l'assenza di dono crea delle situazioni abbastanza negative. L'assenza di dono crea mala sorte. Mancherà la salute, mancherà la fortuna, mancherà la felicità e finanche la vita. Ricordatevi di quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato di lievito madre. Chi non era presente glielo ricordo ora e glielo racconto ora. Coloro le quali non donano lievito madre pur possedendo il lievito madre vedranno o il loro lievito guastarsi o finanche potranno causare la fine di un determinato paese. Per esempio ci sono dei paesi come Duse, che in Sardegna non conosce nessuno perché la leggenda ci dice sono stati distrutti a causa di donne avare che non hanno donato. Siamo nel fantastico mondo della leggenda, ma la leggenda serve per veicolare un concetto e il concetto che viene veicolato è questo: se hai devi donare, perché non devi accumulare.
Quando si rompe questa ottica e questa situazione, noi siamo cresciuti con la cultura dessa Judo Rao, mettere a disposizione quello che si ha come scambio, senza dover ricorrere al denaro, senza badare al quanto e al come, non legato alla sorte però. Sì, è Judo Rao è una cosa che è comunissima in Sardegna, vale per un sacco di cosettine, per esempio anche nelle situazioni di lavori agricoli. Se io ti aiuto oggi per la vendemmia, tu domani per esempio mi potresti aiutare per la tosatura e quindi non ti pago ma ti restituisco il favore. Ma per andare nel banale, per chi non conoscesse questa istituzione, se io oggi ti aiuto a fare il pane, domani tu ti svegli presto, vieni a casa e mi aiuti a fare il pane. Non ti pago per fare il pane perché lo stiamo facendo in collaborazione, in cooperazione, però poi ti restituisco l'aiuto che tu precedentemente mi hai dato. Grazie Fra, molto interessante. Quando cambiano queste cose? Allora noi abbiamo una data precisa nella quale in Sardegna questa cultura tende un po' a eliminarsi, a rovinarsi, e dall'esterno ovviamente. Siamo nel 1820 e i piemontesi impongono quell'editto che viene conosciuto, penso che lo conosciate tutti quanti, come l'editto delle chiudende. Un tempo il sardo, pur conoscendo la proprietà privata, conosceva anche e fortemente la proprietà collettiva dei terreni. Cosa significava? Che esistevano dei terreni che erano privati, ma una grandissima quantità di terreni che erano pubblici, erano collettivi. Cosa significa a livello pratico? Che se io sono povera, ma povera per davvero, io in quei terreni posso, che ne so, portarci le mie 3 caprette a pascolare, io posso andare lì a raccogliere i fichi d'India, io posso andare lì a raccogliere erbette selvatiche o le bacche che mi vengono, che ne so, le more, io posso andare lì a raccogliere legna. Nel momento in cui questi terreni si impone o si consiglia che vengano chiusi, tutta questa situazione di mutuo soccorso e di collettività viene dimenticata. Per un sacco di anni, durante le rivolte sarde, i sardi urlavano che cosa? Torrausbo a Sugonnotto, ritorniamo a quello che conoscevamo e che funzionava benissimo per noi. Non solo questa cosa crea ancora più povertà, e già ce n'era tanta, ma si crea anche un'altra cosa importante, una grossa diffidenza fra pastori e agricoltori, che già esisteva, ma che si incentiva perché gli agricoltori chiudono le loro terre, i pastori non sanno più dove mandare il loro bestiame. E badate bene, non sono gli agricoltori sardi e poveracci che chiudono i terreni, quelli non potevano farlo, sono sempre i benestanti che comunemente erano gli ex feudatari. E quindi questo sistema, che avrebbe dovuto migliorare le cose, non si capisce nemmeno come, in definitiva le peggiora altamente. E tutta quell'economia del dono, della restituzione, della collettività inizia a fare cilecca. Il sistema si inizia un po' a rompere. E ne a Beccu, non condivido questo passo ma ve lo riporto perché è importante per capire cosa significava tutto questo o cosa si pensava potesse significare, scrive questo. L'editto delle chiudende si inserisce in un progetto politico atto a scindere il cordone secolare, millenario sarebbe stato da dire, che alle soglie dell'era industriale ancorava la Sardegna al Medioevo e porre le basi per la creazione di una classe di piccoli e medi proprietari terrieri, condizione indispensabile per dare impulso all'agricoltura moderna capace di innescare a sua volta uno sviluppo commerciale e industriale dell'isola, come a dire che quella cultura millenaria che ci aveva caratterizzato ci rendeva antichi, vecchi, inadatti a quella era industriale che era civiltà. Ora non faremo un discorso di questo genere, ma sappiate che le pratiche per industrializzare la Sardegna alla maniera del continente, quindi dell'Italia e del mondo intero, hanno creato un sacco di caos, inquinamento e confusione in Sardegna. Fatevi un giro nei pressi di Ottana per dare uno sguardo. La Sardegna aveva sì bisogno di norme che ammodernizzassero la Sardegna, ma di natura completamente diversa. Si doveva puntare su qualcosa d'altro.
E questa è una piccola postilla ed è una mia personalissima osservazione. Enea Beccu conclude così: se il fine fu lodevole, io lo metterei anche tra virgolette tranquillamente, non altrettanto lo fu l'applicazione pratica, perché in pratica ebbe effetti devastanti in molte campagne. E quali furono gli effetti devastanti? Non solo la povertà, la fame e l'inamicizia fra pastori, ma anche il fatto che, chiudendo questo circuito della collettività, moltissime campagne vennero abbandonate. E cosa significa che le campagne vengono abbandonate? Che tutta quella bellezza paesaggistica della Sardegna iniziò a diventare un po' meno bella, perché non vivendo i terreni vennero abbandonati. Quindi se la Sardegna ancora oggi è talmente tanto bella, noi lo dobbiamo a quelle classi che sono rimaste ancorate per un sacco di tempo al Medioevo e che poi hanno cercato di sradicare, perché sono quelle classi di agricoltori e di pastori che si sono presi cura del territorio. Pastori e agricoltori che facevano anticamente capo a società egualitarie. Come la vedete questa storia? Siete d'accordo? Ci dovete riflettere? Ricordatevi che io all'interno dei seminari non do verità assolute, ma do degli strumenti. Voi poi vi invito a ragionarvi e a creare la vostra idea. Praticamente obbliga all'uso del denaro per pagare le tasse. Se non avere soldi, seppur ricco di materie prime, perdevi la terra, e chiude gli scambi. Esattamente così, Fra. È stata una cosa che ha fatto male non solo all'economia, ma proprio all'anima dei sardi, ed è una cosa che io tutte le volte che posso racconto, perché va raccontata. Fu una forzatura che arrivò dall'esterno, un esterno che non conosceva per niente la fantasmagorica vita culturale della Sardegna. Cioè la Sardegna è riuscita a resistere al cristianesimo, ma nulla ha potuto con le normative imperiali, anzi regali, insomma non so come si potrebbe dire sullo Stato piemontese. Comunque procediamo. Ecco, il fatto che la Sardegna non apprezzi l'accumulo ce lo dice anche qualcos'altro che è molto interessante, ce lo dicono tutte quelle leggende che parlano del ritrovamento dei tesori. Allora, il sardo ha una fobia per i tesori, cioè se li sognava di notte, ha fatto un sacco di casini in tutto il territorio perché scavava ovunque per trovare tesori, ha distrutto 101 nuraghe perché si raccontava che sotto i nuraghe ci fossero dei tesori, pozzi sacri e bim bum bam. Però le leggende ci raccontano che tutte le volte che un sardo ritrovava un tesoro, il sardo impazziva, si ammalava o addirittura moriva. E perché la leggenda ci racconta questo? Non perché eravamo dei cretini, ma perché noi anticamente abbiamo affondato la nostra cultura nelle società egualitarie. E come vi ho detto, le società egualitarie non stimano l'accumulo, perché sono società di pace e l'accumulo di beni e di poteri porta a che cosa? Alla guerra. Quindi dentro queste leggende si nascondono dei concetti che, se si stanno a interpretare, sono veramente molto interessanti e ci conducono veramente molto indietro nel tempo. È probabile che proprio nel momento in cui le chiudende vengono, l'editto sulle chiudende viene firmato e viene attuato, si crei quella che e qui andiamo un po' oltre il nostro discorso del matriarcato, ma ci tenevo a raccontarvelo, quella che viene raccontata come invidia fra sardi, ed è qualcosa che spesso e volentieri viene raccontata. Oggi effettivamente l'invidia esiste, è un concetto esistente, ma io ci andrei veramente molto cauta quando si dice che è un male endemico della Sardegna, quindi si origina in Sardegna ed è antichissimo. Questo male probabilmente nasce non più di 200 anni fa, quando i terreni iniziano ad essere chiusi, quando la cultura forzatamente e dall'esterno cambia, viene cambiata. E quindi cosa succede? Succede che chi rimaneva legato ad una società egualitaria, nel momento del bisogno, guarda con invidia e disprezzo chi, svincolandosi da quel tipo di cultura, la nega
e si arricchisce. E lì arriva l'invidia, che oggi ha preso altre forme, ma tutte le volte che voi ne sentirete parlare, scendete un po' più a fondo nel problema, perché il problema è decisamente più antico, più interessante e può essere risolto solo se capiamo come e perché nasce l'invidia fra sardi. E l'invidia nasce proprio per questo motivo, perché dall'esterno arriva un modello che non si poteva sposare in alcuna maniera con la cultura egualitaria che esisteva in Sardegna. Andiamo avanti. Anche la maternità è importantissima in Sardegna. Abbiamo già parlato e vi ho fatto la testa a quadra nel seminario delle madri Ismamasa, quello che è compreso all'interno del pacchetto di questo mese. E vi dico due cosettine, qualora voi quel seminario ancora non l'abbiate visto o non ve lo ricordiate più o non lo vogliate proprio vedere. Il concetto di madre in Sardegna è un concetto che influenza e impregna tutta la società sarda, e la cosa interessante è che il sardo si ricorda del concetto non di mamma patriarcale, ma di madre delle società egualitarie. Il concetto di madre è il concetto di una donna che non si priva della propria identità per crescere la propria prole. Siamo tutte insieme, li cresciamo tutti insieme i bambini. Io intanto posso fare anche altre cose importanti, ma soprattutto all'interno del concetto di madre sarda vive il concetto di nascita e di morte. Tutti i smamasa delle quali io vi parlerò hanno in sé il concetto di vita e di morte. E perché mai? Perché io come madre, quando do la vita, sto dando, ahimè, alle mie figlie, speriamo il più tardi possibile, anche il concetto di morte. E quindi in Sardegna questa idea rimane ed è ben ancorata. Ancora una volta il mito ci riporta molto indietro nel tempo. Nell'ideologia sardista la legge del chiudente e l'invidia nasce dalla colonizzazione da parte di altre popolazioni. Non sono molto d'accordo, Susanna, però comunque sono tutte teorie, voi sposate ovviamente le vostre, anche perché tenete in considerazione che vi voglio consigliare un libro molto bello di Fiorenzo Caterini, La mano destra della storia, se non sbaglio si chiama, e lì ci sono delle cose molto interessanti. Questa cosa del popolo colonizzato e la Sardegna come popolo colonizzato è una cosa che ci hanno continuato a raccontare, che ci ha schiavizzato sostanzialmente, non la colonizzazione, ma l'idea della colonizzazione. Perché Fiorenzo, che è un grandissimo antropologo, e ve lo consiglio veramente perché è anche un uomo a 5 stelle, ci dice: se andiamo a controllare il popolo francese, il popolo inglese, tantissimi altri popoli che vivono ad oggi e hanno uno status diverso rispetto al popolo sardo, tutti quanti siamo stati colonizzati, i piemontesi in primis sono stati colonizzati, però noi rimaniamo schiavi di quest'idea perché in questo senso ce l'hanno raccontata. Per cui la colonizzazione che crea invidia, forse dovrei capirla un po' meglio, forse non la capisco io come concetto. L'idea delle chiudende sicuramente sì, assolutamente d'accordo, però se mi posso permettervi di consigliarvi un libro che parla di stereotipi, io vi consiglierei proprio quello. Leggetelo perché a me, e ne sapevo già un pochettino di Sardegna, ha realmente aperto gli occhi, e cercatelo anche, seguitelo se vi fa piacere, salutatelo perché è una grandissima persona. Quindi sono di parte, gli voglio proprio bene, mi piace un sacco, però leggetelo se vi fa piacere. Comunque, grazie mille per questa osservazione. Ci penserò. Così a pelle mi sembra un po' stranetta la cosa, però poi ci rifletto, Susanna. Grazie mille per lo spunto. Quindi la madre rimane nel mito sardo molto importante, rimane proprio il concetto di madre, non di mamma. Del concetto di mamma, madre abbiamo parlato nel seminario precedente, non ci torniamo, però vi ricorderete che abbiamo sicuramente detto cose interessanti sull'idea di maternità odierna, che è creata a livello patriarcale. La madre è una cosa diversa, non è certo più Tiamat, la mamma in Sardegna e nel mondo, la grande dragonessa serpente che partorisce figli a destra e a manche, fa un sacco di cose interessanti. Comunque, come ci accorgiamo che la maternità è importante, quindi la maternità è centrale dentro il mondo sardo? Anche gli amanti degli amuleti mi potranno dire: Cla, è pieno di amuleti che proteggono mamma e bambino. Cioè ce ne rendiamo conto che la donna in gravidanza che partorisce è in uno stato che richiede difesa
sostegno e presenza. E ce ne rendiamo conto che il bambino va tutelato perché è un bene fondamentale per la società, tant'è che questi amuleti poi li passiamo ai bambini e la madre, ciaone, si salva abbondantemente. Questa signora in foto è una mia parente, adesso vi racconto brevemente la sua storia e vi racconto di Emma per dirvi una cosa importante, che in Sardegna un tempo non tutte le donne dovevano essere madri, c'era anche chi sceglieva di non essere madre. Tenete in considerazione che la scelta di farsi una famiglia le donne più sgamate capivano che era un po' pericolosa, perché forse Susanna ci potrebbe raccontare cose interessanti, ma quando si faceva un figlio, il figlio probabilmente sopravviveva, ma la mamma chi lo sa, quindi era una roulette russa ogni volta a fare figli, e soprattutto in quella società che è detta patriarcale ma non era patriarcale, la donna in realtà entrava dentro i confini di una famiglia e i confini di una famiglia possono stare stretti, quindi ci sono donne che per un motivo o per un altro decidono di non fare figli ma non si privano del diritto di educare figli. Per esempio questa è una mia zia, si chiama Emma, e si chiamava Emma ma si chiama ancora Emma per me, l'ho inserita all'interno del romanzo Gianasa insieme ad Annita, fra un attimo vi faccio vedere anche Annita, erano sorelle. Emma educa i figli, cresce i figli di Annita, anche perché a 47 anni Annita muore. In Sardegna questa idea è presente, è comune, non tutte le donne devono fare figli e non per questo erano oggetto di giudizio. Emma è cresciuta negli anni 20, 30 e 40 del secolo scorso, quindi non stiamo parlando di un sacco di tempo fa, sono cose squisitamente moderne. Queste cose dell'utero che deve essere prestato a una famiglia è una cosa indiscutibilmente moderna, perlomeno per la Sardegna. Tutto questo mi parla di non tanto matriarcato quanto emancipazione femminile. E ora due libri ve li voglio far vedere perché meritano di essere visti. Diciamo che le cover non sono eccezionali, ma comunque i contenuti sono superlativi. In questi due libri, Sardegna al femminile, storie di donne speciali, uscite con l'Unione Sarda qualche anno fa, si parlava di un sacco di casi di donne emancipate di Sardegna. Ce ne sono tantissime e ci sono un sacco di casi che forse nemmeno voi conoscete, magari vi interessate di donne. Quindi ricordatevi che la Sardegna è stata una terra nella quale le donne sono state e sono ancora oggi molto emancipate. Mi capita di parlare con amiche provenienti da altre regioni che mi dicono: le cose che fate voi sardi in realtà noi non le facevamo perché avevamo un altro tipo di cultura. Perché conosciamo questa emancipazione? Probabilmente perché la nostra cultura affonda, e ancora ce la ricordiamo, in una società egualitaria. L'emancipazione femminile conosce una battuta d'arresto molto pesante nel secondo dopoguerra. La donna perde i suoi ruoli con l'industrializzazione e l'uomo pure, la società si sta ricalibrando e lì le donne sarde effettivamente perdono molta della loro autorità e della loro autonomia. Badate bene, era un'autorità e un'autonomia che loro potevano gestire all'interno di determinati confini, che erano i confini familiari, ma comunque lì dentro esisteva quell'autonomia e quell'autorità, perché la società era patriarcale, con il ricordo di una società egualitaria. Quando le donne in Sardegna si rendono conto che la loro autonomia e la loro interezza è posta anche all'interno dei confini familiari in dubbio, sapete cosa fanno le donne? Iniziano a spronare le figlie per far sì che queste studino, ed è stato un fenomeno di massa, quasi che le donne si fossero messe d'accordo, e quindi moltissime donne sarde dopo la seconda guerra mondiale hanno invogliato le proprie figlie a studiare per conoscere una nuova forma di emancipazione. Quindi quando vi parleranno di matriarcato in Sardegna, tenete in considerazione questi dettagli e se volete mettete anche i puntini su lei. Una cenno alle Janas lo dovevo fare, perdonatemi, ma sappiate che anche nel mito noi siamo ricche di donne che sono incredibilmente emancipate e le Janas sono le prime a far tutte. Fanno un sacco di cose strafighe le Janas, ma soprattutto, e questa è quella che mi piace di più, si scelgono il marito. Chi mi conosce personalmente sa che spesso lo dico, le selezioni sono importanti, cioè se voi pensate che un uomo migliorerà crescendo, sappiate che non lo fa nemmeno
una donna. Quindi quando lo selezionate pensate alla cosa peggiore che potrà diventare. Se vi va comunque bene, portatevelo a casa, perché tutti noi tendenzialmente peggioriamo in vecchiaia, tranne me che sono migliorata, no scherzo, tutti quanti noi ovviamente abbiamo dei tratti che un po' si acuiscono durante la vecchiaia, quindi non pensiate che si migliori. Le Gianna questo non lo pensavano assolutamente, anche perché tendenzialmente si selezionavano un uomo quando lo facevano, non era comunissimo, ma potevano farlo, e quando se ne stancavano, chi si è visto, lo lasciavano, lo restituivano al loro mondo e riprendevano a vivere, vivere la loro vita. Anche nei miti più recenti, cioè quelli nei quali l'uomo patriarcale rapisce, tipo ratto della Sabina, una giana, la giana si fa rapire dall'uomo senza alcun tipo di problema, vive anche con l'uomo senza alcun tipo di problema, ma quando ne ha le scatole piene, taglia il filo, il legame è sempre un filo, se ne va altrove e riprende la propria vita. Questo ci racconta delle nostre bisnonne e trisavole, che in definitiva probabilmente avevano questi particolari contratti matrimoniali con il proprio uomo. Quando le cose non andavano più bene, chi si è visto, ci lasciamo amici come prima. Ed è un tratto incredibilmente moderno, conservato nel mito di Sardegna, che evidentemente ci scorre dentro. Ultime cosette prima di parlare della Casapanca, perché siamo in super ritardo. Questa, anche in Sardegna le donne a un certo punto, che abbiano o non abbiano avuto figli, diventano mamme, mannaio, mammai è la nonna, in Campidano la nonna è sagliaia, che significa ava, antenata, pilastro più antico della nostra casa, grandissimo rispetto nei confronti delle nonne. Allora, lei è Emma, da giovane, questa è la mia bisnonna Annita, e questi sono figli random, non sono tutti di Annita, ma come vi dicevo si prendevano cugini, parenti e tutto quello che si trovava e si tenevano in casa. Perché? Perché c'era quel mutuo soccorso e tutti venivano nutriti, perché solo chi è nutrito può crescere forte e crescere la società. Che voglio dire? Le fonti di nutrimento, anche le fonti di nutrimento sono una questione che è stata dominata dalle donne in Sardegna. Vi ho già dato qualche suggestione. Non so se voi siete andate in casa di Grazia Deledda, ovviamente non l'avrete trovata in casa, ma sicuramente avrete visto il solaio dove la madre, Donna Francesca, conservava tutte le riserve, tutte le provviste, e saprete, se avete letto Cosima, un romanzo non concluso di Grazia Deledda, quanto fosse difficoltoso entrare in soffitta e rubare roba da mangiare alla mamma, perché la mamma era la signora, la padrona della casa, e determinava anche come distribuire il nutrimento, e questo dava veramente grande potere alle donne. Se voi siete degli amanti del chilometro zero e vi prendete la macchina, andate in campagna e cercate di comprare uova, erbe o finanche carne, chi è che vi vende il nutrimento, queste cose? Le donne. Sono cose che gestiscono ancora oggi le donne in Sardegna. Andiamo avanti su queste slide. Ancora, matrimoni fra clan. Mi sto stancando io stasera, le slide sono tante, ma ce la facciamo. Matrimoni fra clan. Vi ricordate che vi ho detto che nelle società egualitarie esistevano questi particolari rapporti, che non erano rapporti sessuali, ma erano proprio rapporti di collaborazione fra clan? Ebbene, di recente stavo facendo uno studio su Nenniri e mi si è accesa una lampadina. Nenniri è un oggetto, è una sorta di coccio dal quale cresce in periodi particolari dell'erba, San Giovanni o la Pasqua, che veniva donata per stringere dei rapporti di comaratico e di comparatico, che sono dei rapporti che esulano la sessualità. Cioè io posso diventare comare di un mio amico, non per questo ci sposeremo o avremo mai un rapporto amoroso. Vuoi vedere che all'interno di questi rapporti di comaratico e di comparatico si nascondono quei matrimoni fra clan, cioè fra famiglie presenti nelle società egualitarie? Questa è una suggestione che vi voglio regalare. Tenete in considerazione che i rapporti di comaratico e di comparatico non si potevano rompere. Ci sono una quantità infinita di filastrocche, le vedremo sui seminari di San Giovanni, che ci raccontano che i rapporti di comaratico e di comparatico si possono rompere solo con la morte
o con la pazzia. Mio babbo del 43 ha diverse sorelle di latte, nonna ne ha fatto 9, quindi era abbondante per nutrire anche altri neonati. Bravissima tua nonna. Era una cosa che si usava pienamente e completamente e si creava poi con la donna che allattava un rapporto del tutto speciale. Per cui forse abbiamo all'interno della Sardegna anche dei ricordi dei matrimoni fra clan. Tutto quello che ricorda l'animismo, il culto degli antenati e la sacralità delle situazioni, degli oggetti, non ve lo spiego nemmeno, ragazze, perché vi ho fatto la stessa palla. Ricordatevi che in Sardegna ha tutto un'anima, abbiamo Samame su Entu, Samame su Soli, Samame su Sonu, Samame su Drigu, insomma tutto ha un'anima, ma soprattutto, e ce lo racconta il mito, ma soprattutto ce lo racconta anche il culto degli antenati. Noi abbiamo questo legame con le società egualitarie. Noi abbiamo ancora oggi grandissimo rispetto per i nostri antenati e in questo senso la nostra società è originale ed è veramente interessante perché è una società che reputa tutto vivo, suo pari, è una società nella quale difficilmente una persona si reputa sola, si sente sola. In natura c'è molto chiacchiericcio. Io stessa in casa, se percepisco la presenza dei miei antenati, ho un sacco di altarini dei miei antenati, li cito in tutte le occasioni possibili, non mi potrò mai sentire sola, non mi potrò mai sentire spaesata, perché non lo sono letteralmente. E per cui una società di questo tipo è una società che fa bene mentalmente, spiritualmente ed emotivamente. Quindi diamo alla società sarda quello che è della società sarda e mettiamolo realmente a fuoco. E ora parliamo della cassapanca. Ci sono un paio di slide, ma non sono troppe, per cui non demordete, forse ce la facciamo in 10 minuti. Da quando conosciamo la cassapanca noi in Sardegna? Da un sacco di tempo. Abbiamo visto che in Indonesia le donne utilizzano questa cassapanca che racconta il loro status, bene, probabilmente lo fanno le donne sarde anche da un sacco di tempo. Questo oggettino che voi vedete qui raffigurato, ho sottratto indebitamente una foto dal museo di Oschiri, proviene per l'appunto da un nuraghe che si trova in territorio di Oschiri ed è un oggetto sorprendente, datato XIII secolo avanti Cristo, e si parla di una cassa portagioie dotata di rotelle, queste si muovono, cioè la cassapanca va avanti e indietro, con un sacco di simbolismi che sono divini e sacri, tipo i cerchi concentrici, l'ariete nella presa e con tappino. Secondo gli storici e secondo ovviamente me, questo oggetto ricorderebbe e rappresenterebbe una vera e propria cassapanca in miniatura. Peraltro ci racconta anche che nel XIII secolo a.C. i sardi conoscevano benissimo la ruota e sapevano farla muovere e quindi non è niente male. La storia ci dice che probabilmente la cassapanca apparteneva a società con cultura nomadica e quindi forse a società pastorali e serviva quando questi si dovevano spostare per portare tutto quello che avevano. Sappiamo che la cassapanca sardesca, quella intagliata, viene nominata nel XV secolo, almeno nel XV secolo, in questo caso d.C. ovviamente. Si parla di una cassa intagliata, quindi in Sardegna esistevano anche quelle lisce che sono alla maniera italiana, però esistevano ed erano presenti. Negli ultimi secoli, probabilmente dal 600, dal 500 in poi, la cassapanca viene strettamente legata non solo alla donna ma alla sposa, cioè è un oggetto immancabile senza il quale la donna tendenzialmente non si può spostare di casa. Poteva essere di varie dimensioni, tenetelo in considerazione, di vario valore, se era intagliata aveva più valore, se non era intagliata ne aveva sicuramente di meno, ma dentro la cassapanca la donna metteva il proprio corredo, i propri gioielli, i propri abiti e i denari della propria famiglia che lei poteva e doveva custodire. Era una vera e propria cassa nuziale. Non hanno le casse Sagascia o sarde nessuna connessione con le casse italiane, non solo per una questione strutturale e costruttiva, questa è la mia cassapanca, ma anche e soprattutto per il posizionamento.
sono molto più in connessione con le casse presenti nel nord Europa, per esempio. La cassa, ad esempio, in Sardegna veniva posizionata ai piedi del letto e ai piedi del letto solo una particolare categoria di anime poteva sostare. Stiamo parlando delle anime degli antenati, quasi a dire che la cassa in Sardegna è custode della tradizione e delle nostre radici, qualcosa che abbiamo già detto anche per i popoli indonesiani. La cassa nuziale che fa il paio con la cassa da morto viene spesso e volentieri disegnata come una vera e propria barca, una barca le cui chiavi le detiene la donna, che custodirà lo spirito della famiglia, lo spirito della casa, potremmo dire lo spirito del clan, ma soprattutto lo spirito della donna. È per questo che venivano passate di madre in figlia ed è per questo che tra gli anni 50 e gli anni 90 del secolo scorso si sono uccisi molti rapporti fra donne, perché le cassapanche venivano letteralmente buttate senza capirne il valore. Questa cassapanca vale un sacco di soldi, cioè costano soldini, insomma, dalle 1500 alle 1700 euro, pensate se sono antiche. Quindi stiamo parlando di oggetti non solo economicamente rilevanti, ma ricchissimi di simbolismo. E appunto del simbolismo vi voglio parlare, perché io vi ho detto che sono oggetti da donna, ma anche il simbolo i simboli che sono presenti dentro la cassapanca ci dicono che la cassapanca è un oggetto da donna. Tutte le volte che voi osserverete degli oggetti che hanno forma circolare e hanno un buco all'interno, sappiate che probabilmente siete davanti a un oggetto che parla di donne, e di donne o si utilizza per cose femminili. Antropologicamente possiamo serenamente dire che tutti i cerchi, qui lo vedete per esempio in questa rosetta, viene chiamata rosa della vita o rosa fenicia, presente praticamente in tutte le cassapanche, e richiama l'attenzione all'interno del centro della cassapanca. Ecco, l'antropologia è d'accordo dicendo questo, che il cerchio, il centro sono sempre una porta, una bocca, un buco, una vagina dalla quale entra ed esce vita. Tutto quello che è femminile in un modo o in un altro con il cerchio rientra sempre. Nel seminario scorso vi ho detto che quando vediamo una qualsiasi vagina incisa nella pietra, abbiamo sempre quella sensazione che qualcosa deve entrare o deve uscire, sempre una cosa che ci abbiamo dentro noi, che ci portiamo dentro. Stessa cosa si dica quando vediamo un oggetto che al suo interno viene caratterizzato dalla presenza di un centro ben noto, ben segnato. Ora non so se vi ho messo una foto di esempio centrale, ma adesso vediamo. Vedrete che questo rosone proprio calamita l'attenzione di chi guarda. Quindi questo cerchio mi parla di femminilità e tutti i simboli che tendenzialmente vengono incisi nelle cassapanche parlano di fertilità e quindi parlano di femminilità. C'è sempre il sole. Qui il sole manca, ma l'artigiano ha deciso di rappresentarlo in maniera più moderna circondando il rosone. Ci sono gli uccelli, sono sicuramente presenti, ora ve li faccio vedere, ci sono le rosette, che ricordano l'andamento delle onde. Ve lo ricordate che vi ho detto che la cassa è una vera e propria barca, è un'arca? Anche in questo senso è vero, ci sono le spirali, ci sono i chevron che non possono assolutamente mancare, che ci parlano di un simbolo squisitamente femminile e sacro. Eccolo qui l'albero della vita. L'albero della vita è un albero che non manca quasi mai nelle cassapanche. Ora il mio artigiano non ha messo le rosette in forma di onda, ma normalmente le rosette vengono messe una vicino all'altra e vengono tagliate in due, danno proprio il senso dell'onda, e questo noi ce lo portiamo dietro probabilmente dai sarcofagi romani. Sarcofagi o sarcofagi? Non lo so. Sarcofagi? Sarcofagi? Ditemi voi. Mi è venuto un dubbio amletico. L'albero della... Sarcofagi. Sarcofagi, mi dice Paola. No, Francesca, grazie mille. A questo punto sto andando in loop.
Che cosa vi volevo dire? Ah, l'albero che voi qui vedete un po' ho semplificato, il mio artigiano ha deciso di semplificarlo in questa maniera, è affiancato dalle allodole, dalle pavoncelle o di uccelli di vario genere ed è un motivo stilistico abbastanza antico. Siamo dall'8° al XIII secolo ed è un sistema estetico persiano bizantino o forse siriano che il sardo si porta dietro. Teniamo comunque in considerazione che l'albero della vita parla sempre di nascita, di rinascita e di riproduzione. Le pavoncelle lo stesso messaggio veicolano. Magari un giorno vi racconterò della paristoria di Maria Giusta che attraverso le pavoncelle trova l'acqua, quindi trova la vita. Ma ora stiamo veramente sforando. Tutti questi simboli, che sono dei simboli molto potenti se si riesce a interpretarli, nella cassa, in Sagascia o nell'arca sarda venivano ancora più implementati perché la cassa veniva sempre, non so dove ve l'ho scritto, ecco forse qui, veniva sempre coperta da un copricassa che era una sorta di arazzo che conduceva e vedeva impressi nello stesso arazzo gli stessi simboli che vi ho nominato. Pur parlé, anche se questo in realtà non ci interessa, vi racconto che esistono molte forme di casse in Sardegna, ma Sagascia, le casse più famose erano quella della Rizzesa, che è alta e stretta, e la Lussurgesa, che è quella bassa e lunga, che è sostanzialmente la mia. Il mio artigiano ha anche pensato di modificare lo stile della cassapanca. Le cassapanche normalmente si aprono dalla parte superiore, lui in realtà mi ha fatto un'apertura frontale, quindi anche in questo caso c'è stata innovazione. Un'altra cosa che vi volevo dire è che non erano sempre scure, anzi non lo erano quasi mai, ma in definitiva erano color turchese, verde chiaro, azzurro, alcune erano finanche rosse, solo che si annerivano perché presenti probabilmente camini e fuliggine e quindi si è ritenuto che la cassa più antica fosse nera. In realtà le cose non stanno assolutamente così. Chiudo questa dissertazione sulle tracce di società egualitarie in Sardegna raccontandovi della maninfile, quindi un gioiello amuleto sardo che viene dato all'uomo o veniva dato dall'uomo alla donna. Questo anellino molto simile all'anello irlandese si apre, le mani si separano, all'interno si vede un cuoricino, ve l'ho già raccontato forse in un reel addirittura. La donna in cambio all'uomo, indovinate cosa donava? Donava il coltello e anche in questo caso noi ci troviamo davanti a una situazione nella quale da donna detiene un coltello così come succedeva in Sumatra, nella Sumatra occidentale, che poi viene donato all'uomo a ricordo di quel tempo nel quale la società era una società egualitaria. Non lo è più la società sarda, in larga misura però lo è stata e come se lo è stata. E forse il fatto che ancora per un sacco di tempo la donna abbia continuato a regalare i coltelli al proprio uomo denotava la necessità o la voglia di chiedergli un sostegno o un aiuto o forse questo dono si associa a quello che comunemente viene detto patriarcato bonario ed è un concetto che vi voglio dare perché è veramente subdolo e disgustoso ma alle volte ci strega anche a noi donne. Il patriarcato bonario è un tipo di patriarcato che normalmente non si distingue facilmente perché fa questo ragionamento con le donne. Se tu assecondi il patriarcato e diventi strumento del patriarcato, quindi facendoti una famiglia, non rompendo le scatole, stando dentro i tuoi vincoli e stando dentro i tuoi legami, mettendoti da una parte nel tavolo tutte donne e gli uomini tutti da un'altra parte, acconsentendo che tuo marito di tanto in tanto ti picchi o ti tradisca, ecco, tu a questo punto diventi una donna a 5 stelle per il patriarcato e il patriarcato ti difende e ti regala anche un determinato status sociale di donna apprezzata e apprezzabile. Questo
Questo è il patriarcato bonario. Sembra che stia facendo il tuo vantaggio, ma in realtà sei sempre dentro il sistema del patriarcato. Le donne che si sposano con questo sistema di cose sono donne che hanno ottenuto protezione, stima e autorità. Ma a che prezzo? Al prezzo che vi ho raccontato iniziale. Sono donne che probabilmente hanno perso identità, che hanno perso autorità e che hanno perso interezza, ed è una cosa alla quale noi, mi auguro, non vogliamo più rinunciare. Queste sono 2 slide conclusive, ragazze, nelle quali io vi dico che, per quanto a mio parere oggi sia sbagliato parlare di matriarcato, comunque lo si intenda in Sardegna, è importante ricordare che in Sardegna c'è stata forte emancipazione e c'è forte emancipazione femminile, e questa cosa ce la dobbiamo tenere in considerazione. Sono presenti ancora una serie di tracce delle società egualitarie che adesso che abbiamo messo in vista possono essere utili per essere implementate, perché le società egualitarie sono quelle verso le quali noi ovviamente dobbiamo tendere. Però tenete in considerazione che parlare di matriarcato per la Sardegna fa male alla Sardegna e fa male a alcune sarde che vivono in condizioni che di certo di matriarcato non sono. Raccontare ci aiuta a conoscere, conoscere ci aiuta a invertire la rotta. Natura e donna sono associate alla nostra coscienza, al punto che le epoche storiche che hanno mancato di rispetto alle donne sono inevitabilmente quelle che hanno mancato di rispetto alla natura. E questa è un'osservazione di Patti che a me piace veramente molto, la condivido con voi e portatevela a casa. Io con questa slide ho finito. Qui voi trovate la bibliografia che io ho utilizzato per creare questo seminario. Chi ha cucinato l'ultima cena, tutto quello che sai sulla Sardegna è falso, è un libro molto simpatico che vi consiglio di leggere. Società di pace è un libro molto interessante, e qui ci sono 2 libri miei che ovviamente mi hanno aiutato per creare queste slide. Oh mamma, ce l'ho fatta! Com'è andata? Vi è piaciuto? Avete domande? Mi volete raccontare qualcosa? Siamo un po' in ritardo, abbiamo sforato di 7 minuti, però se avete qualche domanda io sono tutta qui per voi. Io non ho domande, Claudia, Oh. perché sei stata esaustiva. Anzi, non solo esaustiva, hai colmato dei tasselli importanti. Mi hai dato una chiave di lettura diversa. Ci rifletterò. Io appartengo ancora a quelle donne che quando alle superiori avevano fatto tutto un lavoro sulla storia della Sardegna e la famosa colonizzazione. Ok. Ci ho capito un sacco di cose, ecco, mi dispiace solo di averle capite solo così tardi. No, sono contenta. Brava. No, sono cose, guarda, sono contentissima di questa tua osservazione, anche perché è la cosa che dobbiamo mettere in chiaro, cioè ci dobbiamo portare l'attenzione, e non è mai troppo tardi, ma è il momento giusto nel quale evidentemente tu eri pronta per recepire, cioè non è mai troppo presto o troppo tardi, secondo me. C'è un momento in cui siamo pronte e un momento in cui siamo impegnate a fare altro e non siamo pronte, per cui ce le possono anche raccontare ma non le ascoltiamo. Purtroppo temo che il mondo non sia ancora ben pronto ad ascoltare queste storie, però già che ci siete voi e tutte le ragazze e le amiche che poi mi ascolteranno dopo, mi rincuora. Sono contenta che abbia colmato dei tasselli e ti abbia dato degli strumenti di riflessione. Pensaci, e se giungi a conclusioni diverse dalle mie, fammi sapere. No, avevo già visto queste cose quando ho preparato la tesi per il corso di naturopatia, che era tutto sulle mestruazioni, no? Ho trovato un sacco di associazioni. Ora che ti interessa anche il triangolo sacro, Susanna, quindi quando vuoi fammelo sapere, perché secondo me quello ti può essere utile per il tuo lavoro. Che l'hai citato più volte, quindi... No, mi è piaciuto molto come seminario, perlomeno a me, poi ovviamente chiedi alle altre ragazze presenti, però a me, secondo me è stato un seminario di fondazione, lo chiamerei così, ecco. Ok. Allora, come sempre un seminario ricco e straordinario, ci dice Paola, tu sei troppo gentile Paola, è davvero immenso tutto ciò che ci hai trasmesso con tanta passione, grazie a Paola, ma lei mi vuole troppo bene per essere vero.
Franci ci scrive, bellissimo, grazie Claudia, un concentrato pazzesco di informazioni e spunti bellissimi. Scusa, non riesco a parlare perché la nostra cara Fra ha la febbre e già è tanto che qui chissà cosa si sognerà stanotte, farà degli incubi. Allora ragazze, io vi ringrazio, non so se Martina ci sia ancora, vi saluto. Grazie per il vostro tempo, è stato preziosissimo trascorrerlo con voi, perlomeno per me. Mandatemi tutte le vostre osservazioni se volete in mail e le domande che vi verranno, magari più in là scrivetemele. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie. Al più presto vi mando la registrazione. Ciao dolcetti. Grazie. Ciao. Ciao Martina, c'eri ancora, ciao bellezza. Sì. Ciao.